Buongiorno a tutti, buona domenica 3 maggio, è la domenica che tutti noi abbiamo segnato sul calendario come giorno fondamentale in quelle che sono le celebrazioni, i ricordi, le commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto. E noi siamo pronti a vivere questa giornata insieme a voi, questo pomeriggio con tante persone, migliaia di persone che in queste ore stanno raggiungendo Gemona per assistere alla Santa Messa che sarà celebrata dal Cardinale Zuppi. Ascolteremo come sempre testimonianze, anche le vostre. C'è un numerino che vedete in sovraimpressione a cui potete mandare i vostri messaggini WhatsApp che leggeremo insieme per raccontarci insomma il vostro ricordo, il vostro commento, la vostra emozione, quello che state provando in questi giorni. Saluto intanto qui con me Adriano Morettuzzo del Centro Studi dell'ANA di Udine. Buongiorno. Buongiorno. Sono giornate intense, adesso tra poco con Stefano Giovanpietro saremo a Gemona, lo è stata anche quella di ieri, ne parleremo qui allo stadio con tanti alpini, la protezione civile, i sindaci, insomma c'era tanto spirito friulano ieri al Blue Energy, l'ha vissuto così anche lei? Era emozionante, soprattutto quel minuto di silenzio, non si sentiva volare una mosca. È vero, è stato un minuto di silenzio vero, come esatto. se ne vedono poche volte. Lei ci aiuterà insomma a ricostruire e a vivere anche questo anniversario dal punto di vista degli alpini. Noi ieri con il nostro Alessandro Surza siamo stati nell'archivio, nel vostro archivio a Pasian di Prato e abbiamo trovato centinaia di oggetti che ci parlano del terremoto, documenti, fotografie. Quando avete scoperto tutto questo? Ma diciamo che è stato un colpo di fortuna, perché se lei la domanda me la faceva 6 mesi fa, le avrei detto che non avremmo avuto niente da poterle dare. La coincidenza è stata che per 50 anni questo materiale è rimasto inscatolato, chiuso, nella vecchia sede che la sezione alpini di Udine aveva in via Sant'Agostino. Avendo ora una sede molto spaziosa, abbiamo deciso di ripulire il tutto e per cui mi sono trovato un camion di merce, un vero camion di merce che era inscatolato dagli anni 77-78. Quindi lei ha aperto gli scatoloni e ha trovato le testimonianze di tutto quello che successe. Dei documenti che, non mi vergogno a dire, non solo io, ma anche i colleghi che facevo vedere, ci facevano rabbrividire. Per la precisione, mi scuso se mi sto commuovendo, perché solo pensandoci sono cose indicibili, cioè erano veramente una cosa che l'ha commossa, che quando l'ha presa proprio l'ha fatta piangere. Che cos'è stato? No. Tutti questi la costanza, la precisione, la dedizione con cui si sono dati. C'è una quantità di aneddoti da raccontare, ma di gente che arrivava da tutta Italia per donare ai frati Furlans. Quindi questo spirito incredibile di solidarietà, esatto. No? Esatto. Che lo diciamo spesso in questi giorni, no? A volte pensiamo di averlo dimenticato, poi magari succede qualcosa e scopriamo che è ancora dentro di noi, quella voglia di darci una mano, no? Di fare unione, insomma, di essere un tutt'uno per uscire dalle situazioni difficili. Ecco, quelle che vediamo sono alcune immagini che abbiamo girato proprio nella vostra sede, con le fotografie, come dicevamo, con i documenti. C'è una foto che l'ha colpita particolarmente? Ce ne sono parecchie. Innanzitutto quella che abbiamo visto all'inizio, che è del giorno dopo, e ci dice come la popolazione si è presentata di fronte alla sede vecchia, sempre in via Sant'Agostino, chiedendo di essere trasportata da qualche parte per poter aiutare. E lì si vede, sono col badile, qualcuno c'è con l'elmetto, e arrivavano in bicicletta, c'è il marciapiede dove non si riesce a passare per quanta gente era arrivata per poter aiutare. Sì. Cose che sinceramente a me hanno commosso. No. Qui siamo già nella fase della ricostruzione, qui già si vede con gli aiuti degli USA cosa è sotto la direzione dell'ANA, ma se vuole ne parleremo dopo, cosa è stato costruito.
E poi qui cominciamo con le varie documentazioni che ci dimostrano il giorno 8, quindi il giovedì sera noi abbiamo avuto il terremoto alle 21:06. Qui noi vediamo che dei documenti che sono passati prima, come già il sabato mattina si cominciava a verbalizzare tutto quello che stava succedendo. C'è un documento che dimostra che alle 6:30 del mattino la sede era aperta e ecco, l'alpino che allora era impiegato segnava che partivano i primi camion per Gemona. Cosa trasportavano? Trasportavano acqua, trasportavano varechina, le cose più impensabili. Quindi è tutto scritto, è tutto documentato. È tutto documentato. Cioè, ma pensi che spirito di organizzazione incredibile è? In un'epoca in cui non c'erano i computer, non potevi magari, non ti mandavi i file, le mail, le cose, è tutto scritto. Io spero che poi se riusciamo a vederlo, c'è il rendiconto finale che la settimana scorsa l'ho fatto incorniciare perché voglio con l'ok del Presidente che me l'ha concesso, eccolo qua. Sì. Lei guardi la grafia per cortesia, riepilogo generale dei materiali impiegati dai cantieri di lavoro a tutto il 12 settembre. 12 settembre è la seconda botta. E lei sotto vede gli 11 cantieri, cantiere per cantiere, e poi c'è il dettaglio, c'è 1,5 metri di scritte, dove dai chili di cemento al numero di chiodi, ai coppi che sono tutto quello che andavano a prelevare, guarda, incredibile. Cioè, non c'era il computer, però loro registravano tutto. Certo. Ma forse questo era dovuto al fatto che era talmente apprezzato il materiale che arrivava, visto che era tutto donato o comperato con, anche lì ho visto delle fatture dove i prezzi variavano dal 30 al 40% di quello che era il prezzo originale. Cioè i produttori ti dicevano coppi, no? Un camion te lo mando gratis, l'altro camion dovrebbe essere questo il prezzo, però me lo paghi al 30%. Sì, tutti diedero una mano. Tutti diedero una mano. Da tutta Italia. Allora, lo spirito straordinario di questa ricostruzione è stato un tema affrontato anche dal Cardinale Zuppi. Il Cardinale Zuppi celebrerà la messa questo pomeriggio, ma stamattina ha incontrato i ragazzi e si è fermato anche a dialogare un pochino con i giornalisti. Andiamo a sentire un minuto proprio della sua ammirazione per quella che è stata la ricostruzione. Tanti vivono purtroppo il mondo che gli crolla addosso, e poi qual è la risposta al mondo che crolla addosso? Questa forza di guardare al futuro e di costruire il futuro. Una delle cose che mi ha colpito è che tanti dicevano noi lo dobbiamo fare noi, cioè la ricostruzione non è che uno aspettava, vedeva, hanno iniziato subito, dal giorno stesso. Qualche volta siamo un po' fatalisti, oppure pensiamo che devono sempre fare gli altri. No, i friulani l'hanno fatto loro con l'aiuto di tanti, questo sì, ma non si sono messi in panciolle, anzi hanno dato a tutti una lezione di grande determinazione a costruire oggi il futuro, ed è quello che dobbiamo fare. Una grande lezione, è vero, quella di non stare lì ad aspettare che qualcuno ti aiuti, ma immediatamente metterti in moto per cercare di ripartire. C'erano tanti ragazzi che hanno incontrato il Cardinale questa mattina e abbiamo anche cercato di capire i loro pensieri, loro che il terremoto non l'hanno vissuto, ma che in qualche modo ci hanno detto ne hanno vissute le conseguenze. Sentite. Cosa rappresenta per voi questo evento? È sicuramente un'ottima occasione per ritrovarsi tutti insieme tra le comunità del Friuli, soprattutto in questo periodo antecedente, diciamo, alla commemorazione del terremoto, e quindi essere qua a Gemona sicuramente è qualcosa di speciale, ecco. È una bella occasione anche per ricordare il terremoto, perché è importante appunto sempre avere presente l'impegno che ci hanno messo le persone dopo quello che è successo e viverlo anche tra di noi adesso. Un momento che è stato
importante, simbolico per Gemona, ma per tutto il Friuli, e quindi anche questo è bello, il fatto che siamo qui tra giovani a ricordare un momento in cui noi non c'eravamo, ma di cui sentiamo anche noi le conseguenze oggi, ed è bellissimo trovarsi tutti insieme, non solo da Gemona ma da tutto il Friuli, per ricordare questo momento, insomma. Al Cardinale cosa vorreste chiedere oppure chiederete? Beh, sicuramente un grazie per essere venuto qui con noi, per celebrare insieme a noi, e magari insomma un incoraggiamento, un consiglio per noi giovani per spronarci ancora di più a continuare a portare avanti quello che stiamo facendo, quindi le attività in parrocchia e non, il volontariato. Voi giovanotti avete qualche domanda che farete in mente? Ma magari sarebbe bello trovare altre occasioni come questa per passare del tempo assieme e conoscere anche i giovani delle altre parrocchie. Io condivido lo stesso pensiero suo e sicuramente avere un'altra esperienza di questo tipo potrebbe essere molto bello e riempirci di gioia, ecco. Come si fa a raccontare a chi non l'ha vissuto tutto quello che avete vissuto voi? È difficile, sono dei momenti, a parte che come tutte le cose importanti, chi l'ha vissuto ricorda momento per momento il dove era, cosa stava facendo, la stessa cosa lo sto provando io. Ma anche dopo, vedere passato le prime 2 settimane dove in Friuli c'era un trambusto unico, non le dico elicotteri, camion, c'era anche un certo pulviscolo in giro. Ma dopodiché io facevo il rappresentante e quindi giravo, anche se la zona terremotata logicamente l'avevo persa, però in autostrada, sulle strade, lei vedeva che tutti affluivano verso quella zona, E altrettanto brutto è stato il secondo terremoto, quello di settembre, perché lì sapevamo che purtroppo cadeva il mito di voler fare di Bessoi, di voler passare l'inverno a casa propria, e si trattava di lasciare i propri domicili, di trasferirsi completamente. Guarda caso si tornava a fare gli sfollati come l'avevano fatto i nostri nonni al tempo della Prima Guerra Mondiale, e quindi dovevi abbandonare tutto. Ed si percepiva questo disagio, che per fortuna è stato assorbito molto bene. Veramente c'è da dire che grazie alla Chiesa, grazie ai nostri politici, indipendentemente dal colore che loro fossero, tutti si sono prodigati per attutire questo grosso dramma che si era abbattuto. Allora, vedo che si sono aperte le porte della caserma Goi Pantanali, l'area che sarà proprio destinata alla messa di questo pomeriggio. Allora vado a salutare Stefano Giovanpietro, se mi sente. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno Giorgia, ovviamente anche al tuo ospite in studio, a chi ci sta seguendo. Dopo una breve, alla fine, trafila burocratica, si è atteso precisamente l'orario delle 14 per aprire i cancelli. Siamo arrivati nella zona dove insomma abbiamo parcheggiato, e alle mie spalle c'è il gigantesco palco che insomma ospiterà migliaia di persone, di fedeli, di volontari. Insomma ci saranno le massime autorità istituzionali e religiose per la messa che prenderà il via alle ore 16, la messa del Cardinale Zuppi. Sarà un momento molto importante di commemorazione, di ricordo. Siamo nel pieno proprio delle attività che poi culmineranno nella lunga giornata del 6 maggio, quando si commemorerà la prima scossa del terremoto del Friuli, dell'Orcolat, che ha chiaramente, l'abbiamo detto a più riprese, sconvolto un intero territorio, ma ha poi portato un popolo a compattarsi e a fare una ricostruzione meravigliosa. Quindi sarà, come di consueto, una doppia commemorazione della tragedia, delle vittime, ma anche poi di tutto quello che è sorto sotto il nome del modello Friuli. Ci sono ancora poche persone, però ciò non ci toglie di andare quantomeno ad ascoltare qualcuno. Grazie al supporto tecnico di Francesco Zilli ci spostiamo verso questi volontari che ovviamente sono in attesa
dell'evento. Abbiamo già intrattenuto qualche chiacchiera con qualcuno, eccoli che li disturbiamo. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, siamo in diretta. Come stiamo vivendo questa attesa? Bene, noi siamo già organizzati, ho 15 volontari dell'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia e ci hanno dato quest'area qua da controllare e da dare una mano ai VIP quando arrivano. Sì. Una organizzazione al millimetro. Sì, noi siamo qua da 2 ore ormai e faremo tardi. Sì, e faremo tardi. Sicuramente sì. Per commemorare quello che è stato il terremoto, chi ha un ricordo da raccontarci del terremoto? Insomma, chi l'ha vissuto? La sera? Ero bambina, ero piccola, ero siccome maggio dedicato alla Madonna, ero a Rosario, mi ricordo, io sono di Palmanova, eravamo in chiesa a Palmanova e mi ricordo che la suora ci ha portati fuori lungo un percorso che adesso non sarebbe assolutamente adatto come sismicità, perché però tutti i bambini sono usciti e i miei genitori sono venuti a cercarci, io e mia sorella, ma eravamo fuori dall'altra parte e quello è stato quello del 6 maggio, diciamo, il ricordo che io ho dell'evento. Il grande spavento. Il grande spavento, sì, che poi c'è stato anche a settembre, quello successivo, però quello è stata per noi di Palmanova questo, come ricordo, tutti in piazza, poi fuori a capire cosa stava succedendo e poi sono state le notizie che in questa zona invece era successo una cosa molto più grave. È vero. Il ricordo del rosario che ricorre tanti della sua età, insomma, ce lo ricordano perché era proprio... Perché era un modo per i bambini anche per uscire, io avevo 13 anni, quindi ero una ragazzina, e era il momento appunto per stare insieme agli altri amici, giocare poi la sera, correre, fare altre cose che per noi bambini era una cosa bellissima, oltre al rosario era un modo per incontrarsi tutti assieme. Assolutamente. È un bel ricordo. Poi c'è stata una grande costruzione e ricostruzione del Friuli che poi ha portato a un modello da seguire, quello del modello Friuli. Io in quel periodo mi trovavo a Pavolaro, ero da solo insieme al comandante e quando è arrivata la scossa io sono riuscito a scappare. Ma lui che abitava sopra non è riuscito a muoversi, poverino, che aveva pure una bambina piccola. E dopo, uscendo fuori, ho visto le montagne che scintillavano perché lo sfregamento del movimento emettevano luci, no? E sembrava che si incendiassero. Davvero un'immagine spaventosa. Ma infatti veramente non la dimentico. Non si può dimenticare. Sì. Assolutamente, impossibile da dimenticare, come poi lo slogan, no? Il Friuli non dimentica, ringrazia e non dimentica. C'è stato tanto da ricostruire e in cui i volontari hanno fatto una grande parte. Sì, al suo tempo una grandissima parte, anche perché in quel periodo io mi trovavo a Prato di Resia e quindi c'è stata una bella scossa e lì la popolazione davvero ha patito tanto. Poi nel tempo la ricostruzione si è fatto vedere, insomma, gli alpini, i volontari hanno dato un grande esempio di volontà e di coraggio. Sì, anche poi ha dato il via a quella che è stata la protezione civile, è un evento che ha sconvolto tutti, che però ha unito un popolo. Sì, ha unito il popolo, soprattutto per questo evento è nata la protezione civile ed è stato veramente una cosa che nel tempo ha dato i suoi frutti, insomma. Tantissimi frutti. Ringraziamo per le vostre testimonianze. Noi ovviamente, Giorgia, rimbalziamo la linea allo studio, poi ci spostiamo e cerchiamo altre testimonianze di quello che è stato ovviamente un evento che, come abbiamo sentito, ha condizionato la vita di tanti. Certo, torneremo tra poco da voi. Insomma, sentito, i bambini si ricordano che erano a Rosario la sera, perché maggio è il mese della Madonna e quindi quello è il ricordo di tante persone. Lei dov'era il 6 maggio? Facendo il rappresentante, io ero a dormire a Mogliano Veneto, in hotel, e mi ricordo che ero andato a dormire presto, molto presto, perché la mattina dovevo partire, dovevo svegliarmi verso le 6, e ho sentito, mi stavo svestendo e ho sentito sta scossa tremenda. Ho aperto la finestra dell'hotel e ho visto che dal ristorante sotto tutti fuggivano. Io ero indeciso, mi rivesto, non mi rivesto, mi rivesto, non mi rivesto, ma ho detto, aspettate un poco, visto che piano piano stavano rientrando, e sono andato a dormire. Il mattino dopo scendo, passo dalla hall e dico al portiere, ma è successo giù, convinto, Jugoslavia, Grecia, no, è sui Friuli.
Al che mi sono cadute le braccia, ho cominciato a provare a telefonare alla moglie, ero sposino, era un anno che ero sposato e logicamente la moglie non rispondeva. Poi ho saputo che era andata dai genitori a Udine in piazza 20 settembre, al quinto piano, e logicamente una grande fuga, l'ascensore non si è preso, era, se non sbaglio, in bagno, quindi si è messo un accappatoio di corsa e dopodiché l'hanno trasportata verso Tricesimo, da quelle parti là, che c'erano delle roulotte, un amico gli aveva messo a disposizione per poter dormire, ma ci siamo rivisti 24 ore dopo, perché io ero da una parte e lei dall'altra. Quindi non siete riusciti nemmeno a sentirvi? No, assolutamente, pensate, non funzionavano ci più. sembra allucinante adesso, no? Adesso, Che sappiamo esattamente dove siamo in qualsiasi momento. Assolutamente sì, nessuno sapeva. Difatti adesso nelle varie ricostruzioni dobbiamo rendere merito a tutto quello che hanno fatto i radioamatori. È vero. Che erano degli hobbisti, diciamo oggi. È vero. Ma le stesse forze dell'ordine, non parlo dell'esercito, parlo carabinieri e via dicendo, dovevano appoggiarsi ai radioamatori perché non sapevano cosa era successo, dove era successo. È vero. Lei adesso mi lancia un assist, perché noi in questi giorni abbiamo sentito due fratelli che, anzi no, prima vado a Gemona e poi andiamo a sentirli che sono i CB, ma poi ne parleremo. Esatto. Andiamo da Stefano Giovanpietro. Sì, siamo con il sindaco di Resia. Oggi è una giornata davvero di quelle importanti perché fra poco saranno 50 anni da quell'evento che ha sconvolto il territorio, in particolare i vostri. Sì, anche Resia è uno dei comuni dichiarati al tempo disastrati, per cui è un dovere, un obbligo morale essere qui oggi. Per chi c'è stato, per chi ci ha aiutato e ancora per chi resta a ricordare. Sì, perché davvero è stato, abbiamo detto, un evento che ha sconvolto, ha creato tanta paura, ma che ha chiamato tutti davvero a riunirsi sotto un unico scopo. È molto emozionante rileggere in questi mesi tutte le testimonianze, ma anche la mole di solidarietà che è arrivata da tutto il mondo e da tutta Italia, per cui siamo qui proprio per ringraziare ancora tutti e ricordare ai nostri giovani che a distanza di 50 anni la memoria è importante e va custodita. Sindaco, lei è giovane, ma le chiedo, insomma, a quell'epoca... Trovo galante, io avevo 2 anni al tempo. Esatto. È un'altra questione legata al fatto che tutti gli adulti, la comunità che si è stretta intorno a noi non ha fatto pesare a quei bambini l'essere sfortunati o terremotati o non avere una casa, essere passati prima dalle tende alle baracche, così come venivano dette, ma per noi erano una casa e avevamo anche una grande libertà, nel senso che noi potevamo giocare liberi, c'era qualcuno che si preoccupava del nostro futuro con tanto amore e tanta passione. Sì, questo è davvero un bel ricordo e le auguriamo buona giornata. Ringraziamo il sindaco di Resia per il bel ricordo. Studio Giorgia, noi restiamo qui, poi quando ci vedi, insomma, pescaci liberamente, anche se stiamo contribuendo con qualche testimonianza. Anzi, io resterei live, proviamo a chiedere a qualcuno qui alle mie spalle. Salve, come va? Tutto benissimo. Oggi è una giornata importantissima per un evento che ha segnato un territorio. Beh sì, era necessario organizzare delle celebrazioni perché il cinquantenario di un evento molto drammatico che ha colpito queste popolazioni e che con grande orgoglio sono riuscite a risollevarsi e quindi si celebra un po' tutto questo. Che ha portato proprio alla creazione della protezione civile e adesso poi l'opera di voi volontari che è fondamentale. Sì, nel caso specifico io non sono proprio Lei non è volontario, immagino. Però sì, effettivamente quella fu l'occasione in cui si prese atto della necessità di costruire delle strutture permanenti che potessero consentire di reagire immediatamente a qualsiasi tipo di evento calamitoso. Sì. E ne approfitto con lei, direttore, proprio per parlare anche di quanto è importante è la protezione civile con anche questi eventi, magari non terremoti per fortuna, però c'è sempre il pericolo dietro l'angolo. Sì, noi ci prepariamo costantemente perché in caso di bisogno si possa intervenire subito con sistemi che possano alleviare subito le sofferenze e le difficoltà. Il volontariato, in particolare qui in Friuli Venezia Giulia, così come organizzato col cosiddetto modello Friuli, è un sistema che funziona da tantissimi anni.
e siamo con orgoglio ammirati un pochettino da tutto il resto del nostro amato paese. È chiaro che senza la partecipazione dei volontari nulla di tutto ciò sarebbe possibile, quindi bisogna sempre ricordarsi che sono loro effettivamente le figure principali di questo sistema. È un bellissimo pensiero, la ringraziamo e buona giornata. Buon lavoro anche al nostro ospite, noi continuiamo qui, anche se vedo c'è anche Amedeo Aristei, però non vorrei disturbarlo subito. Proviamo ad andare da Aristei. Ok, va bene, no, allora lo intervistiamo dopo Amedeo. Aristei, non è un problema, adesso continuiamo il nostro giro, anche perché poi arriverà l'assessore e tutte le autorità politiche, noi saremo qui pronti a intercettarli. Torniamo da te tra pochissimo. Allora, parlavamo, Adriano, del fatto che non ci fossero i cellulari, i computer, le mail, quindi non si poteva comunicare. Lei era lontano dal Friuli e non sapeva che cosa fosse successo a sua moglie fin quando non l'ha rivista 24 ore dopo. Cioè, pensi l'apprensione, adesso andremo totalmente in ansia adesso. Allora, era normale e quindi si gestivano queste attese. Ma fondamentale, lo diceva lei, fu il supporto dei radioamatori o dei CB. Noi abbiamo intervistato due fratelli CB che ebbero un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei soccorsi. Pensate, uno di loro aveva 12 anni e passò 6 mesi in un camper a gestire richiesta d'aiuto, chiamo il pronto soccorso, richiesta d'aiuto, mando i vigili del fuoco a 12 anni. Cioè, c'hanno un racconto veramente che ci ha fatto venire i brividi. Andiamo a sentire. Mi trovavo in cucina a fare un uovo alla coque alle 9 di sera, la radiolina accesa, il disc-jockey che dice musica anche alle 9, si spegne la luce, comincia a agitarsi la casa, per istinto corro verso la camera dei miei genitori, ma con la forte scossa salto, cado a terra, vengo proprio spinto letteralmente a terra. Dura 1 minuto questa scossa, quindi interminabile. Niente, mio papà accende la pila, prende il ricetrasmittente, scendiamo, entra in macchina, lo accende e lì sul canale 13 c'era il finimondo. C'è proprio tanti CB in questa banda cittadina sui 27 MHz, queste persone che chiedevano aiuto veramente in una maniera terribile, proprio ti prendeva il cuore. 6 maggio 76, Gualtiero Bazzan non ci pensò 2 volte. Da buon CB, termine che si distingue da radioamatore per questione di frequenze, nel momento in cui sentì i primi messaggi di richiesta di aiuto via radio, partì insieme ai figli. Si radunarono assieme ad altri CB, istituirono un ponte radio sul Monte Bernadia e fecero partire una fondamentale attività di coordinamento dei soccorsi grazie alle comunicazioni radio. Poi c'era anche il presidente dell'all'epoca CB Club Friuli, Vittorino Candotti, alias CB Victor, che dà l'incarico a mio papà Gualtiero Bazzan, alias CB Scavessa, dell'incarico di coordinatore ai radiosoccorsi CB. Ezio ed Ermanno, i figli di Gualtiero, conosciuti nel popolo degli appassionati di radiocomunicazione come CB Trinità e CB Samil, si misero subito a disposizione del padre. Al più piccolo Ermanno toccò un ruolo fondamentale nell'operatività dei soccorsi. Siccome mio padre anche aveva un po' di sentimento, ha detto non posso far vedere cose brutte così al piccolo, e appunto lo ha designato in questa roulotte dove c'era appunto che riceveva i messaggi spediti, appunto non spediti, parlati dagli altri CB. E da lì, quando giungeva questa comunicazione che mi diceva abbiamo bisogno di aiuto in questo posto, ci sono 2 feriti qui, una roba e l'altra, avevo questo telefono dei vigili del fuoco che contattavo e dicevo andate per favore qui, in questa località, davo le coordinate, o quando c'era praticamente dall'altra parte la richiesta di qualcuno che stava male o qualche ferito, una roba e l'altra, per il passaggio dell'ambulanza chiamavo con l'altro telefono appunto l'ospedale per dare... Ma lei ha avuto un ruolo importantissimo. Sì, diciamo che era un ruolo determinato. È stato un eroe, lui è stato un eroe. Perché io avevo 18 anni, quindi ero consapevole di quello che stava succedendo, i drammi e tutto il resto. Lui era inconsapevole, aveva 12 anni, è diventato uomo in una settimana. Mentre Ermanno passò mesi a coordinare gli aiuti in un camper, Ezio era operativo sul campo. Quei giorni dopo il sisma sono ricchi di ricordi incancellabili. Trovediamo una persona
davanti a un cumulo di macerie. Ci fermiamo perché noi di solito davamo una mano a tutti quelli che ci chiedevano, sia con la radio che senza. Quindi ci fermiamo, chiediamo, e lui in Carnico, perché a Venzone parlano già Carnico, ci ha chiesto podeis darmi una mano. Allora alle chiedo so da chiesa e dite no? E lui mi ha detto no. Bene, dopo che ho quasi finito la chiesa, aveva già quasi finito la casa in legno in fondo all'orto. Ma tra tutti gli avvenimenti, tutti gli interventi che ci sono stati, c'è stata una certa Ombra, la CB Ombra, che praticamente passava il tubo dell'acqua per dargli proprio l'acqua a questo CB Starfighter, il proprietario dell'Hotel Morena, per tenerlo in vita, che gli chiedeva aiuto sotto le macerie, sotto il tetto che era ancora lì praticamente. Lui era in sedia a rotella, Sì, lui non poteva, era paraplegico, quindi non poteva muoversi, e lei piano piano col tubo dell'acqua fin fargli arrivare l'acqua per tenerlo in vita, e poi appunto sono arrivati i mezzi che hanno aperto tutto e l'hanno tirato fuori, per dire. Dopo 50 anni rimangono i segni nell'anima, e non solo, di quei momenti di paura, morte, emergenza e solidarietà. Quando noi per radio dicevamo guarda che c'è qualcuno sotto qua che lo sentiamo, dall'altra parte c'era un nostro amico, sempre un CB, che si chiamava il Bravo Mike, e questo Bravo Mike qua faceva avanti Indre con gente viva e morta dentro il furgone. Quando tiravano fuori una persona qualsiasi che la trovavano viva, c'era l'applauso che ti prendeva il cuore e tu andavi giù, perché era proprio il supporto umanitario delle persone che erano tutte lì pronte ad aiutare. Quindi. Ti rimane la forza che aveva il babbo. Al mio papà è stato riconosciuto, costruito un monumento, e questo monumento è stato installato sul Monte Bernadia, dove per 6 mesi c'è stata, diciamo, questa assistenza continua a tutto questo ponte radio, il ponte radio che garantiva, diciamo, gli aiuti a tutti quanti i terremotati. E quindi questo monumento se l'è proprio guadagnato, secondo me, mio papà. Direi proprio di sì, che se l'è guadagnato, e sono veramente racconti che ci fanno venire i brividi, vero? Vedo anche lei che ha gli occhi lucidi. Andiamo a leggere anche qualche messaggio. La caserma di Gemona è stata la mia casa nel 92, quando ho svolto il servizio militare come alpino al Lago ai Pantanali, è lì che è nato il mio spirito di volontariato. Proprio da quell'esperienza è iniziato il mio percorso nella protezione civile. In quei 12 mesi ho vissuto momenti intensi e significativi, quindi insomma, grazie ai racconti ascoltati in caserma, quindi anche chi poi non ha vissuto tutto questo ma l'ha ascoltato come noi che ora stiamo ascoltando queste testimonianze, poi si fa prendere da tutto quello che è stato, da questa voglia di solidarietà, di darsi una mano. Questo signore originario di Sagrado, ma una parte di me dice è rimasta lì tra quelle mura, tra quei ricordi. Geniale Alpino, Zilli Massimo, che salutiamo e ringraziamo per averci scritto, aver condiviso con noi il suo ricordo. Ce ne sono tante di storie come queste e storie veramente di eroi veri in quei giorni. Ne abbiamo raccolte anche noi un sacco, e soprattutto da alpini e artiglieri che erano all'interno, e sentir raccontare, gliene dico solo una, che mi è stata raccontata, era periodo di congedamenti, ultimi giorni di Naia, e c'è un giorno prefissato, solamente che la sera prima hanno fatto baldoria. Per cui avevano già il congedo in mano e il comandante gli dice no, tu per punizione rimani a dormire qui anche questa sera. Questo, siccome aveva fatto bisboccia, quella sera lì non è che è uscito di nuovo, ma è andato a dormire con la valigia già pronta, perché il giorno dopo c'era il treno che lo aspettava. Bene, c'è rimasto. Pensato il destino. Il destino. Pensato il destino.
Va bene, un altro telespettatore ci scriveva che aveva 6 anni e che ricorda anche il grande caldo, no? Perché poi al di là di tutto quello che succede ti rimane proprio la sensazione di quei momenti, quindi il caldo di quelle giornate. Le sensazioni mentre guardate, insomma fa caldo anche oggi a Gemona, insomma una bella giornata sicuramente per godersi un momento così all'aperto, e vedete che con tutti i dovuti controlli del caso insomma i fedeli, tutte le persone che vogliono partecipare a questa messa stanno cominciando ad entrare e tutti appunto per vivere questa emozione, questo momento di ricordo. Prima di tornare, andiamo da Stefano Giovanpietro. Oggi, un attimo, vediamo se ci hanno la linea in diretta. Sì, ci siamo. Siamo in diretta all'ingresso dei fedeli. Oggi è una giornata molto importante. Voi siete un gruppo della pastorale dei Sordi di Udine. Sordi di Udine, esattamente, che fa capo alla cattedrale. Siamo in 20 persone sorde con 2 interpreti nella lingua dei segni. Avremo probabilmente un'area destinata appositamente per una questione proprio logistica sì. C'è attesa per una giornata che insomma è toccante e commovente? Sicuramente sì. Non tutti hanno vissuto il terremoto dei partecipanti, dei facenti parte del gruppo, però lo stesso c'è molta attesa, sì. Forse questa è anche la cosa importante, no? Tramandare a chi magari non c'era o a chi era giovane, per farsi un'idea. È stato un evento talmente grande che nel tempo praticamente si è portato avanti, il ricordo, un po' tutto, ecco, poi la ricostruzione, tutto. È stato molto importante la ricostruzione? Assolutamente sì, molto importante e comunque fatta molto bene. Sì. Un modello. Grazie, buona giornata alla signora che ringraziamo. Vediamo se riusciamo a intercettare qualcun altro. Vediamo il signore, proviamo a disturbarlo. Salve. Qui oggi non si poteva mancare una giornata importantissima. No, io sono il figlio di un volontario dalla Liguria, era venuto a Bordano a prestare la sua attività di volontariato e sono stato appunto ben accolto dalla comunità di Bordano. È stato un momento bello, un momento in cui ricordare appunto le persone che non ci sono più e insomma è una cosa che riempie il cuore sicuramente. Sì, perché davvero lì c'è stata la solidarietà di tutto il territorio ma di un intero paese. Sì, noi eravamo alla diocesi di Albenga Imperia in provincia di Savona e siamo stati proprio affidati alla frazione di Bordano e quindi si è creato nel corso degli anni un bellissimo legame che appunto dura da più di 50 anni. È un po' un tuffo nel cuore appunto ritornare nei posti che hanno vissuto questo momento così intenso. Grazie di questa bella testimonianza, insomma Giorgia, vediamo come davvero no? Si è fatto rete in quel caso per quanto riguarda tutto il paese. Parliamo anche con chi si occupa della logistica, qui ci aspettiamo tantissime persone. Erano stimate una 10.000 persone più o meno e devo dire che hanno allestito veramente bene a disposizione. Ecco. E niente, aspettiamo adesso il grande evento, cosa dobbiamo fare? Per i giovani, no? Perché ovviamente non l'ha vissuto quel terremoto, però ecco, vedere, sapere quello che è successo, la ricostruzione è importante. Assolutamente sì, bisogna sempre essere radicati in quello che è il proprio passato, alle proprie radici, mai dimenticarle ovviamente, altrimenti non c'è sicuramente futuro. Sono d'accordo. Bravissimo, grazie e buon lavoro anche al nostro amico della vita cattolica, insomma ragazzi volontari che danno il loro contributo, come vedi Giorgia, insomma. L'afflusso è continuo, abbiamo visto persone normali, uomini di chiesa, delegazioni, ovviamente alpini, ecco per esempio uno che possiamo beccare. Salve signore, eccoci, oggi TV12 la vuole intervistare, oggi è un evento a cui non si poteva mancare. Difatti ci vanno ogni anno è il 6, però siccome che domani prevedono un po' di pioggia abbiamo preferito venire il giorno prima, insomma, sì. perché io qui ci ho lasciato il cuore. Questa bella messa del Cardinale Zuppi per ricordare 50 anni sono tanti. Sì, difatti vengo ogni anno anche a settembre che fanno in Duomo la manifestazione insieme con i formaggi e ci vengono sempre salutando quel signore che è dentro il Duomo sulla destra, lo vedi là così.
perché lui mi ha aiutato tanto. Grazie davvero. Poi ovviamente la commozione che si tocca con mano, perché poi parliamo di persone scomparse, parliamo di affetti persi, adesso parte anche un po' di musica, vediamo se riusciamo a sentire anche qualche persona di chiesa. Provo a la disturbo sorella. Avete un bel gruppo, state venendo? Veniamo da Codroipo, una parrocchia qua, insomma, abbastanza della diocesi. E c'è insomma attesa per questa commemorazione importantissima? Sì, la sentiamo tutti, perché anch'io ero bambina, ma me lo ricordo, tutti ce lo ricordiamo molto bene. Nel 76, e quindi venire qui a celebrare, a ricordare i defunti, a pregare, ma anche a dire un grazie al Signore per tutta la ricostruzione, è bello, cioè è bello poter essere presenti. Assolutamente, è così, grazie a lei, è così. Noi siamo venuti per aiutare a festeggiare quel che è rimasto dal momento, perché noi eravamo in quel momento ed era un disastro. Siamo venuti per vedere cosa avete fatto. Assolutamente, grazie. Alla signora e al suo ricordo continuano ad affluire, perché siamo ancora nel momento dell'entrata, tutti quelli che saranno fedeli e non, come abbiamo raccontato, che avranno il loro ricordo. Studio, poi rimaniamo qui in zona anche poi per capire dove e quando arriveranno anche le autorità, però insomma anche da qui molto interessante sentire il cuore e la memoria che raccontano queste persone. Sì, grazie mille Stefano. Scriveteci anche, scriveteci al numero che vedete in sovraimpressione, insomma condivideremo anche i vostri ricordi, le vostre esperienze. Ha visto gente che viene da lontano perché si ricorda che il padre fu volontario e quindi si porta tutti quei racconti che ha sentito nel cuore, persone che si commuovono perché insomma ricordiamoci che 50 anni sono tanti ma sono pochi, quindi persone che hanno subito delle perdite importanti, fratelli, genitori, ce ne sono tante, sono tantissime, e quindi immaginiamo anche rivivere queste mancanze, questo lutto, queste tragedie che sono capitate, non sia facile, insomma la commozione la respiriamo in tutti quelli che stanno ora entrando alla Goi Pantanali per partecipare alla Santa Messa. Insomma, ognuno poi ha la sua esperienza da raccontare, no, di quel giorno, e questo forse ci rifà sentire quell'unione che si formò lì. Andiamo a sentire un'altra testimonianza, poi risentiamo il cardinale Zuppi. Ma non si poteva mancare. Assolutamente. Sì, bisogna esserci. 50 anni insomma sono tanti, però non si dimentica. Il ricordo è ancora vivo. Sì. Lei sembra piuttosto giovane, ma c'era? Sì, no? Sì, c'era, avevo 18 anni. E che ricorda? Ricordo un po' tutto. Il giorno dopo siamo venuti su e abbiamo purtroppo trovato gente deceduta e abbiamo portato una bambina in cimitero, poi c'era tanta gente fuori, abbastanza disperati, non capivano ancora quello che era effettivamente accaduto, ma avevano i morti in casa sotto le macerie, era un disastro. Impressionante ovviamente, però poi c'è stata per fortuna la ricostruzione, non era facile andare oltre quel dramma. No, per fortuna hanno fatto una bella ricostruzione, ci è voluto del tempo, ma da quanto ho capito molto più in fretta degli altri. Fortunatamente hanno dato precedenza alle industrie, poi per ultime diciamo le chiese, che sono le industrie perché chiaramente davano sostegno alle famiglie e anche alla ricostruzione. Grazie di questo ricordo e buona giornata a lei, anche qui insomma tanti ricordi. Salve signora, posso disturbarla? Anche, insomma, insieme per non dimenticare mi pare una bella frase. Oggi si commemora quella che è stata una tragedia ma anche l'inizio di una ricostruzione. Certo, sì. Io veramente non ero propriamente nella zona, nel clou, nella zona sismica cosiddetta, ero più nella bassa. L'ho sentito bene quella volta,
e anche da noi abbiamo avuto un po' di danni abbastanza leggeri, il campanile più che altro è stato imbragato perché non cada giù. L'unica cosa che mi rammarico adesso, abbiamo tenuto su questi campanili con tanto sforzo e tanto lavoro e adesso ci fanno suonare le campane solo 3 minuti. Quella è una cosa che mi è rimasta qua. Un controsenso. Un controsenso perché fa parte comunque della nostra cultura il richiamo delle campane, al di là adesso del valore religioso che possono avere. Concordo, grazie mille. Proviamo a disturbare anche qualche alpino. Salve, oggi lei è? Gruppo? Di San Daniele. San Daniele del Friuli. Oggi ovviamente è giornata imperdibile. Giornata imperdibile, ho accompagnato mio zio che ha fatto militare qua proprio nel 76. Sono orgoglioso di fare l'accompagnatore perché io avevo 6 anni, quindi l'ho provato, ma non come l'ha provato lui, che ha proprio fatto militare alla GOI. Quindi è stato, insomma lei è stato tra i protagonisti quindi della ricostruzione, che è stato un periodo immagino difficile. Sì, ho fatto la naia qua a Gruppo Udine, lì lottavo lì. Quella sera lì è stato un po' disastro perché io ero fuori in stazione, siamo rientrati, abbiamo salvato due anziani in carrozzina, abbiamo tirati fuori, poi è caduto il tetto e di lì di corsa siamo rientrati qua in caserma qua c'era un po' di frastoma e tutto. Hanno fatto la dunata, hanno chiesto chi è capace di adoperare mezzi operativi, là sono partiti, sono venuti qua, hanno preso su tutto in mano, le luci, i gruppi elettrosi, quelli grandi, hanno fatto luce a fare, poi ci siamo messi già subito a salvare tutto, già la voce era sparsa, quindi i genitori, tutto erano quasi già arrivati, e quindi si faceva il cordone apposta perché non salissero sul mucchio della caserma, perché io ero il gruppo Udine, era quella più sotto, invece il Conegliano mezza era rimasta su e mezza era da fare. E da lì poi è cominciato tutto l'iter, tutto l'affare. Su e giù i genitori che erano lì chiamavano quando c'era qualcosa, tutti muti, tutti in silenzio, no? In modo da sentire qualcosa, poi si andava su, quando c'erano le scosse tornava giù, poi su, con i tubicini dell'acqua si mandava giù dove c'era trovato il nostro commilitone e avanti tutto questo affare qua. Beh, sì, è stata un'esperienza brutta, però ha insegnato tanto, quello che adesso manca un po' a tutti, di convivere, di vivere, stare... Si è un po' persa quel sentimento, no, di aiutarsi l'un l'altro, anche se poi nelle tragedie si cerca di fare sempre il possibile, però lì sì. Manca un po'. Qua. Poi anche la storia delle punture qua per il tetano da fare, sulla stradina in fianco, deve essere in fondo là, tavolino di sagra, lì passavano uno a uno, usando la puntura e via. Quella che dopo per 10 anni non abbiamo mai avuto niente. Ecco. Sì. Sono momenti a cui non puoi mai essere preparato, però poi... Quello sotto di me è venuto a mancare, era un ragazzo lì di Emiliano, sopra aveva un Travex 60x60, quindi io della naia non ho portato a casa niente perché ho perso tutto sotto le macerie. Tutto. Davvero complimenti. E sono contento perché io sono qua, quindi io dalla vita ho avuto già tutto. Complimenti davvero. E buona giornata. Grazie anche al nipote alpino della sezione di San Daniele, insomma, quando lo raccontano immaginate che, chiaro che non possiamo immaginarlo, almeno io personalmente, però riviverlo fa sicuramente un certo effetto. Continuano a entrare tantissimi fedeli e non. Vediamo se intercettiamo anche una voce di chiesa. Eccoci. Salve. Lei è? Don Angelo di Tolmezzo. Insomma, certo, oggi è una giornata in cui si commemora questo cinquantennale di una tragedia, ma anche dell'inizio di una ricostruzione. Sì, una grande tragedia, ma anche tutto quello che
è avvenuto dopo, anche perché gli anni della ricostruzione sono stati anni pesanti, però dobbiamo dire che con l'aiuto di Dio e con l'aiuto di tanta gente e con la volontà indomita dei friulani siamo riusciti a uscirne, mi pare, in maniera lodevole e degna. Direi lodevole. Lei che ricordo ha del terremoto? Ah, cosa vuole? Ne ho tantissimi perché io ero ad Artegna e quindi cosa vuole? Potremmo stare qui fino a domani con i ricordi. Certamente è un momento tremendo perché spariscono i segni attraverso i quali si aveva punti di riferimento e poi ti spariscono le persone. È morto un ragazzino vicino a noi che era nella scuola con me, una famiglia intera, altri amici, insomma sono momenti tremendi, ma non abbiamo avuto tempo per piangere, abbiamo dovuto subito rimborcarci le maniche e darci da fare, perché la gente aveva bisogno di noi, aveva bisogno di persone che le aiutassero, le guidassero, e in quei primi momenti siamo stati, direi, delle guide indispensabili insieme con tutti quelli della municipalità e tanti poi volontari che si sono aggiunti. Noi siamo stati raggiunti veramente da un mare di solidarietà, siamo stati benedetti da tanta gente che è venuta e ci ha sostenuti e la nostra gente è stata meravigliosa perché veramente ha pagato con il sangue. Lei che è un uomo di chiesa, lo spirito di solidarietà c'è ancora? Ovviamente sì, però va allenato? Beh, sa, è come per l'educazione, ognuno deve fare una strada per educarsi, se vogliamo, ognuno che vuole affrontare, ognuno che vuole affrontare qualsiasi tipo di sport, eccetera, deve allenarsi, e lo sport più bello è quello che ci rende veramente uomini e donne, e ci lascia umani, è proprio la solidarietà. Se non c'è questo, che stiamo a fare qui? Grazie mille, un bel pensiero. Buona giornata a Don Angelo che ringraziamo, studio anche e soprattutto per permettere al nostro Francesco Zilli di riprendere un po' di sensibilità al braccio, ma restiamo qui, come vedi Giorgia, c'è tanto afflusso. Noi abbiamo veramente i brividi a sentire tutto questo. Il signore che faceva il militare alla Goi Pantanali e fortunatamente era fuori in stazione, pensa cioè questioni di attimi, di coincidenze, rientri e non trovi più niente, ritrovi quello che era sotto di te, è morto. Cioè, veramente chi ha vissuto questo dramma, e lo vediamo ancora con quanto trasporto, con quanta commozione si racconta tutto questo. C'è un'altra testimonianza di questi ragazzi che, appunto, essendo una giornata caldissima, a fine giornata, prima di andare a letto, erano andati a farci giustamente una doccia. E da militari non è che le docce siano quei vari separé e via dicendo, è abbastanza comune. Arriva la scossa, erano in 4 e sono scappati, no, veramente si stavano asciugando, arriva la scossa e crolla tutto. Cominciano a urlare, cioè sotto le macerie racconta che ha sentito un altro vicino che gli rispondeva, dopo un poco ha sentito anche il terzo e il quarto non rispondeva. È andata avanti così fino a che è stato tirato fuori durante la notte, e il quarto logicamente era morto. I 3 li hanno presi e li hanno stesi nel prato vicino ed erano nudi in mezzo alla notte, finché è passato un ufficiale, ha tirato fuori la giacca e gliel'ha messa sopra per coprirli dalla frescura estiva. Sì, incredibile, lì dentro sì, devono essere... Sono stati dei momenti drammatici, anche perché c'è da tenere presente che poi, per quanto riguarda gli alpini, almeno così mi dicono, che per mesi dormivano o sotto i camion o sui cassoni dei camion, perché tutto il materiale che avevano a disposizione era stato distribuito alla popolazione.
Per cui anche loro non c'erano orari, non c'era, e quando dovevano riposarsi un attimino o andavano sotto il camion o sul cassone, quello era già una fortuna. Mamma mia, che esperienza che stiamo rivivendo a 50 anni di distanza, anche con le vostre testimonianze. Questa è la signora Daniela che aveva 17 anni, era a casa con i suoi genitori, dice, prima ci ha scritto uno che si trovava fuori ed è riuscito a fare l'unica telefonata a Tolmezzo, è stato l'unico a riuscire a capire se stessero tutti bene, poi di lì non si è più sentito più nessuno al telefono. E il fidanzato era militare a Paluzza e non aver notizie, si stava veramente male. Mi colpisce anche questo fatto qui, no? Succede una tragedia così immane e tu non puoi parlare con nessuno, non puoi capire chi c'è, chi non c'è, come stanno, dove sono i tuoi, cioè è qualcosa che insomma sicuramente così colpisce e ci fa pensare. Andiamo a sentire ancora qualche parola del cardinale Zuppi, che tra poco celebrerà la Santa Messa stamattina in conferenza stampa. Prima leggiamo ancora questo messaggio: avevo 10 anni e il mio caro papà compiva 34 anni proprio in quel giorno, faceva il fornaio, ci scrive questo telespettatore di Udine. E in quel periodo ha sempre lavorato per fare il pane per i terremotati, e questa è ancora la grande solidarietà del popolo friulano. Questa è di Lignano, vedete, Loretta, ricordando l'ospitalità che la mia città ha offerto agli sfollati in quei tristi giorni. È vero, perché poi le località di mare, che considerate più sicure, no? In qualche modo venivano usate proprio, si mettevano a disposizione per accogliere tante persone che non potevano più stare lì. Con un problema però, perché passato l'inverno bisognava svuotare tutto perché arrivavano i turisti. L'estate, sì. Per cui i terremotati non volevano le famose baracche, erano disposti a sfollare, diciamo, giù al mare, però il tutto doveva essere pronto a primavera per il rientro, perché entro il 30 aprile la convenzione era che gli alberghi sarebbero stati lasciati liberi. C'è un'altra velocissima che ho appena saputo, il discorso delle roulotte. Sì. L'onorevole Zambelletti dice carri ferroviari a coloro che non possono essere sfollati, quindi contadini, quindi c'erano i carri ferroviari che venivano adibiti, oppure in casi indispensabili le roulotte. Requisisce e chiede in prestito agli italiani 20.000 roulotte che vengono distribuite sul territorio. Finita l'emergenza le richiama indietro e le fa convogliare sull'aeroporto di Campoformido, dove chiama la Guardia di Finanza per verificare le condizioni di queste roulotte. A parte lo stupore che le roulotte erano perfettamente efficienti, ma quello che ha meravigliato l'onorevole Zambelletti è che in ogni roulotte c'era un mazzo di fiori della famiglia che aveva usufruito come ringraziamento a colui che gliel'aveva imprestata. Che bello, sono piccole cose che ci raccontano tanto, davvero. Allora, dopo il 6 maggio, essendo scesa da Sutrio per portare dell'acqua, ho visto a Trasaghis delle persone che stavano cercando di poter aggiustare delle crepe nella propria casa. Sì, è vero, anche quello che ci raccontavano prima i CB, no? Questo signore con la casa distrutta che dice aiutatemi, uno pensa, oddio, avrà qualcuno sotto, invece lui aveva già ricostruito la casa di legno nel giardino. Questo è uno spirito insomma incredibile che amiamo ricordare e raccontare di quei tempi. Allora, dicevamo, andiamo a sentire un altro minuto di Zuppi e poi torniamo a Gemona a sentire altre testimonianze. Il grazie, in realtà, lo dico per il signor Vescovo, è vostro ma è anche nostro, perché tantissimi di quei ragazzi sono tornati cambiati. Hanno visto la sofferenza, la fragilità, la tragedia, hanno visto una forza di ricostruzione straordinaria e indubbiamente una grandissima lezione per tutto quanto il Paese. Personalmente io ero all'università
Non venni, ma per caso, mentre vennero diversi ragazzi, io scusate facevo parte della comunità di Sant'Egidio, e diversi vennero, diciamo, anche loro facevano parte, diciamo, di quelle migliaia di ragazzi e di volontari, di militari, veramente ci fu una mobilitazione generale, no? Per cui c'era una grande sintonia, ecco, una grande partecipazione, e quindi il ricordo è proprio questo, direi di questa parola chiave, solidarietà. La parola chiave è proprio quella. C'è chi dice che ha sentito, insomma, muoversi la terra anche a 500 km di distanza, testimonianza di quanto forte, quanto violenta, quanto travolgente fosse stata, insomma, quella scossa. Una bambina di 9 anni, qualcosa che non dimenticherò mai, dice: mio padre il mattino partì per la Carnia con il suo camion prima che si coordinassero gli aiuti da tutti i comuni, senza avere notizie per 8 giorni. I racconti sono tuttora vivi e vivono nel ricordo di mio padre Romano e di tutti i volontari civili, persone comuni che diventarono eroi in quel frangente, affrontando con i propri sforzi e talvolta solo con le mani nude, è vero, a raccogliere corpi inermi nell'ultimo abbraccio, è vero, questo racconta benissimo quei momenti. A questo proposito c'è la testimonianza di un amico carissimo, allora 21enne, che attendeva la chiamata per il servizio militare, il quale si precipita il giorno dopo, organizzato non ricordo se dalla parrocchia o dal comune della Bassa Friulana, e lo mandano a Gemona. A Gemona il primo giorno si mette a mani nude a tirar fuori macerie, quello che c'era da fare. Il secondo giorno lo destinano, visto che era a recuperare le salme. A 21 anni, diceva che li prendevano, arrivavano le bare, ogni tanto passava un signore con lo zaino del solfato, chiamiamo noi con la pompa, con del disinfettante, e venivano depositate queste salme nella bara, poi passava una signorina la quale prendeva nota dopo che i parenti l'avevano riconosciuto, veniva chiuso, 21 anni. Mamma mia, è tosta, è tosta. Torniamo da Stefano Giovanpietro a Gemona. Di normale cittadino che oggi viene qui perché è un evento a cui piace. È un evento che non si può mancare, è un evento che tocca i cuori, tocca le sensibilità di tutti i friulani. Dovevamo essere qua in comunione con la Chiesa friulana, che oggi non è una festa, ma è un ricordo di quanti non ci sono più, è un ricordo di tutti quelli che sono venuti qua. È stato un amore di volontariato enorme e siamo qui anche per dire grazie oggi. Ci stiamo vedendo continuare ad arrivare crocifissi in simbolo di ogni chiesa friulana, davvero tutti vogliono esserci quest'oggi proprio per questo, perché poi c'è stata la ricostruzione ma quella cicatrice non passa. Quella cicatrice non passa, quasi a simboleggiare, venendo qua guardavo la cicatrice del Monte Tiampon. Pochi si accorgono adesso guardando, soprattutto chi è più giovane, pochi si accorgono di quella cicatrice del Monte Tiampon che si vede benissimo da Udine, che è nata con il terremoto del 76. Ecco, quella cicatrice sta in parte scomparendo. Possiamo dire che anche la cicatrice negli anni forse piano piano si affievolisce, però il ricordo di quelli che ci sono stati qua, di quelli che non ci sono più, di quelli che hanno aiutato, di tutte le chiese gemelle, di tutte le parrocchie, di tutte le ore di lavoro spese dagli scout. Io ero negli scout in quel periodo, ho fatto un'adolescenza di servizio nei paesi terremotati, possiamo dire. Quindi siamo qua anche per dire grazie di questo, di tutto questo lavoro che c'è stato. Sì, davvero un grande lavoro, ringraziamo Alessandro Vigna e auguriamo buona giornata. Ancora saluti, vediamo se riusciamo a fermare qualcuno. Salve signora, posso disturbarla un secondo? No, la signora no.
Proviamo. Allora veniamo, tutto live. Eccoci qua signora. Oggi? Perché sono anziana. No, ci mancherebbe altro. È stata sua figlia a indicarci. No, oggi è una giornata in cui è importante esserci per il ricordo. Sì, viene da piangere. Immagino. Lei cosa ricorda di quei giorni? Tutto? In negativo ovviamente e dopo in positivo. Quanto è stato grande il negativo? Tantissimo. Quanto è stato grande la paura? Tanta. Mai provata prima. Lei dov'era? In casa, come tutti a quell'ora lì. Sì. Ed è stata dura. Però poi c'è stata la ricostruzione, insomma la solidarietà incredibile. Enorme. Sì. Veramente. Anche questo si celebra oggi. Sì. Ed è importante. E questo è il positivo, dopo è stato il positivo perché ci hanno aiutato. Certo. Grazie mille signora di questo ricordo, davvero è così. La grande paura, possiamo chiedere anche? Certo, giustamente insomma momenti difficili a cui non si può mai essere preparati. No, io avevo 7 anni quando è successo, è stato un evento inaspettato, nel senso non sapevo cosa stava succedendo, sentivo solo urlare e usciamo. E dopo, tra il 6 maggio e settembre, che ci sono stati un po' gli accampamenti e tutto, per noi bambini è stata una cosa divertente perché i genitori non c'erano, arrivavano giocattoli, arrivavano pennarelli, arrivavano fogli da disegno, arrivava di tutto. Il mondo, l'Italia è stata, ma anche l'estero, sono stati veramente generosi e noi bambini l'abbiamo vissuto con la semplicità di un bambino e quindi è stato anche bello. Sì. Abbiamo imparato delle cose nuove perché sono arrivate persone da fuori che ci hanno insegnato a fare cose nuove, è stato bello. Cioè, per noi bambini è stato allegro, si viveva nelle tende, si dormiva sulle brandine, i militari ci davano le gallette, la cioccolata, gli alpini erano gentili, erano tutti gentili. È davvero interessante questo perché giustamente la mamma dice gli adulti l'hanno vissuto come un dramma. Certo, perso tutto, però i bambini... macchine, vestiti, lavoro, tutto. I bambini si sono trovati tutti insieme, cioè, suonava l'ora del pranzo, andavi alla tenda degli alpini, ti davano la spadellina con dentro la pasta e noi l'abbiamo vissuta così. E col senno di poi è anche un bene perché alla fine... Sì, non siamo rimasti traumatizzati. Però io quando sento tremare, vivo veramente male, sì, quello sì. Grazie davvero di questa doppia testimonianza che ci hanno portato le due signore, davvero è anche assolutamente paradossale ma comprensibilissimo quello che dice la signora giovane, che all'epoca del terremoto aveva 7 anni, con questa situazione fuori dall'ordinario, che però per fortuna ha fatto crescere una generazione di quei bimbi lì con meno cicatrici nell'anima che poi restano, ma sono sicuramente inferiori. Qui continua il via vai di gente, adesso vediamo se riusciamo ancora a sentire qualcuno, voglio provare ad avvicinarmi all'ennesima delegazione che arriva, oppure vediamo se riusciamo a fermare l'alpino della sezione di Udine, ma lo vedo impegnatissimo e allora torno sulla mia prima scelta, che è qui il signore in rappresentanza. Salve, buongiorno, lei è in rappresentanza di? Flambro. Oggi non si poteva mancare, sono praticamente tutte le parrocchie del Friuli. Sì, e quindi siamo venuti anche noi in rappresentanza, visto che quando c'era il terremoto io avevo 18 anni e sono venuto a dare una mano e quindi sembrava giusto anche venire a dire grazie. Lei insomma è venuto a dare una mano da Flambro, qui proprio? No, sono venuto solo in rappresentanza a portare la croce. Al momento del terremoto ha partecipato al ricordo? No, un gruppo di giovani, anche meno giovani, siamo organizzati e quella volta siamo venuti a dare una mano. C'è stata una grande rete di solidarietà. Sì, bisogna dire di sì. Noi abbiamo fatto una giornata, siamo stati indirizzati a Artegna
e in una giornata abbiamo montato nel campo sportivo tutte le tende dei militari che ci avevano dato, quindi abbiamo dato una mano così. Una primissima ricostruzione che poi però ha portato i suoi frutti, insomma resta il dolore delle perdite, ma... Questo senz'altro, sì. Comunque diciamo, almeno qualcosa abbiamo fatto anche noi. E complimenti per questo. Ringraziamo anche il signore in rappresentanza della parrocchia di Flambro. Adesso facciamo un check della situazione per cercare di capire anche un po' come si sta evolvendo la situazione sotto palco. Approfitto anche per chiedere a lei, insomma, oggi è una giornata importantissima. È importantissima. Perché proprio da questa tragedia poi insomma la protezione civile ha mosso i suoi passi. Sì, i suoi passi. Io avevo 14 anni, quindi mi ricordo molto bene del terremoto. È stata un'esperienza, diciamo, indescrivibile. Abbiamo prestato anche in Emilia, in altre situazioni, quindi conoscendo quello che abbiamo ricevuto. Sì. Diciamo che sicuramente vi ha forgiato questa cosa, è qualcosa che resta poi nella memoria. Infatti è molto importante entrare nelle scuole adesso, perché i bambini sono il nostro futuro. Speriamo di insegnare loro quello che e che non succeda. Assolutamente sì, cercare di essere preparati. Vedevo la signora che annuiva, insomma, è importante. 15 anni anch'io. Che ricordo ha, immagino, drammatico. Beh, drammatico è tutto il ricordo, perché è comunque indelebile, perché, piccolo esempio, ogni scossetta oppure le emergenze che facciamo su vari terremoti, ogni piccola ti riporta, ricordo, io faccio un esempio, sono stata a far servizio al terremoto dell'Aquila, laggiù ho fatto tutto quello che dovevo fare, il mio servizio, tutto quanto, quando sono tornata a casa, sotto il portone di casa, io non riuscivo a rientrare perché mi è tornato propriamente tutto quanto, insomma, sì. Poi ovviamente nel pieno dell'adolescenza immagino che rimanga un po' di... Sì, assolutamente sì, ma io penso che sia indelebile per tutti, al di là dell'età che uno poteva avere, assolutamente sì. E poi, insomma, l'importanza della ricostruzione, quello è anche importante da tenere nel cuore e i risultati si vedono. Assolutamente. Siamo l'esempio, lo dicono, lo continuano a dire, io per quel che mi ricordo è stato così, insomma, per cui sì. Grazie mille, grazie della testimonianza, grazie ancora a voi, buon lavoro e per quanto riguarda questo evento che continueremo a raccontare, Giorgia, come detto cerchiamo anche un po' di capire se in zona sottopalco magari è cominciato ad arrivare qualche sindaco o qualche autorità, ma continueremo a sentire proprio le persone, il ricordo che hanno di quanto successo 50 anni fa. Sì. Leggendo anche i messaggi che ci stanno arrivando, ce n'è uno che mi ha colpito, che mi ha fatto vedere i brividi, questo qui, grazie alla regia Emanuele Sergi. Avevo 13 anni e quella sera siamo rimasti in parte sotto le macerie della nostra casa, ci scrive questo telespettatore. Mi ricordo tutto, la mia mamma scavando con le sue mani ci ha dato la vita una seconda volta. Ringrazio, dice, anche le persone che ora non ci sono più e che ci hanno soccorso. Pensate, immagino la scena della disperazione di una madre che sa che ha i figli sotto e che con una forza enorme fa di tutto per tirarli fuori. Sono veramente momenti che ci fanno venire i brividi. Ha sentito quante testimonianze, quanti punti di vista, quanto sta riemergendo, E difatti è questo il problema. Bisognerebbe raccogliere veramente, noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, sia a livello qui della sezione di Udine, grazie a un input che abbiamo mandato ai nostri associati di raccontarci, raccogliendo delle interviste sia scritte che vocali. Lo stiamo facendo anche a livello Italia sui soccorritori, che sono ancora vivi perché i più giovani hanno 70 anni. Sì, certo. E quindi vogliamo creare questa innanzitutto un docufilm dovrebbe uscire che ha lo scopo di presentarlo anche nelle scuole, secondo come me diceva. Meriterebbe un docufilm tutto questo, lo meriterebbe. Guardi questo, dal Veneto, avevo 6 anni, mio padre comprò l'escavatore per venire ad aiutare i terremotati, orgogliosa di tutti voi.
bravi, non ho altre parole, vi adoro e ci sarò, è incredibile. Io penso che questa grossa solidarietà noi la dobbiamo anche a quello che hanno seminato i nostri vecchi, i nostri antenati, da buoni emigranti in giro per il mondo, perché evidentemente hanno seminato bene e altrimenti non si spiegherebbe come dalla Jugoslavia all'Argentina al Venezuela al Canada agli Stati Uniti tutti hanno dato tanto. È vero. Io sono convinto che questo sia merito anche mi sfugge la parola, non trovo la parola esatta, di quanto hanno seminato i nostri nonni. È vero. Oltre a questo poi dobbiamo ammettere anche che abbiamo avuto nella disgrazia una grossa fortuna, che si chiamano le forze armate. Perché 1/3 delle forze armate noi sapevamo che erano dislocate da noi, quindi anche il portare tutti i mezzi di soccorso dove da altre parti è diventato più complicato, qui li avevamo già in casa, quindi immediatamente nel giro di poche ore mi raccontavano che gli alpini che erano in città a Udine in libera uscita sono stati richiamati e mandati su immediatamente alle 10 di sera. Sì. Quindi... Sì, no, è vero, questa ha ragione, è stata una buona stella, questa sì, assolutamente. Tra l'altro abbiamo un servizio che ci arriva oggi da Trieste con la testimonianza proprio di un comandante dei militari su quello che, insomma, su come l'esercito, su come i militari tutti, insomma, diedero una mano in quei giorni. Andiamo a sentire. L'esercito nell'immediato post sisma ha avuto la capacità di reagire in maniera veramente spontanea, più ancora che coordinata. La coordinazione avviene dopo, nelle ore successive, ma in 2 ore già i primi aiuti arrivano nelle zone più colpite dal sisma, il cui epicentro, ricordiamo, è stato nelle zone del Monte San Simeone. In una decina di giorni, a varie ondate, l'esercito ha raggiunto picchi di 14.000 unità impiegate sul territorio friulano, ha costruito qualcosa come 17.000 tende per dare ospitalità a decine di migliaia di sfollati che hanno dovuto lasciare le case perché pericolanti o perché distrutte. Ha contribuito a costruire letteralmente centinaia di chilometri di strade, di rete idrica, di rete fognaria, compromesse o distrutte dal sisma, ha distribuito 70.000 pasti al giorno per un sacco di tempo, ha, diciamo, grazie ovviamente anche al coordinamento dell'allora commissario straordinario Zamperletti, ha in un certo senso contribuito a dare l'avvio a quell'opera straordinaria che invece oggi fa la protezione civile, soprattutto qui in Friuli, devo essere sincero, da friulano, anche se siamo a Trieste, permettetemi, chiedo scusa se a volte faccio delle... La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha sicuramente incarnato nel migliore dei modi, diciamo, le lezioni apprese durante quei giorni drammatici e quindi sicuramente gli aiuti dell'esercito sono stati determinanti e l'intervento è stato corale, totale e decisivo per dare sollievo alla popolazione. Ricordo, se posso, una frase che veniva riportata spesso nei precedenti anniversari, che un po' si è dimenticata. C'era uno studente di Gemona che ha scritto in un quaderno: quando c'è il terremoto io vado nella tenda dei militari, così non ho paura. Ed è un'altra grande frase, simbolo di tutto quello che è stato, è davvero. Allora, andiamo a pescare in diretta da Gemona, c'è Franco Collavino.
di quella sera, di quella notte. La cosa che ricordo con grande attenzione e con grande affetto è anche tutta l'attività dei volontari, l'impegno dei volontari, ed è stato bello ieri anche questo, ricordare i volontari di oggi e i volontari di ieri, un ricordo anche ai volontari che non ci sono più. Penso per esempio a quel militare delle forze armate canadesi che è caduto con l'elicottero proprio nei pressi di Bordano, quindi proprio qui vicino, e credo che oggi ci possa essere un momento anche per lui. Assolutamente d'accordo, grazie mille. Direttore, buona giornata. Giorgia, abbiamo sentito la coda dell'intervista a Collavino, poi magari quando abbiamo un momento di stand-by potremo puntarla, come si dice in gergo tecnico, e ascoltare, anche perché insomma abbiamo parlato anche della bella iniziativa di ieri. Nel frattempo sto vedendo arrivare insomma anche tanti politici a cui chiederemo anche un'opinione di questo evento. Cerchiamo adesso di fare mente locale, di capire chi è magari un po' il più vicino da intercettare, ma comunque sentiamo anche l'opinione di chi sta entrando. Salve, possiamo disturbarla? Possiamo disturbarla per un ricordo? Ecco, oggi è una giornata importantissima. Sì, mi dica. Lei cosa ricorda del terremoto? Io ricordo che la prima parola che ha detto la moglie siamo rimasti solo in 3, quanto due figli gemelli sono rimasti sotto il tavolo, non so come sono andati a finire, avevano 2 anni e sono stati coperti dall'armadio e da televisione in mezzo, e noi finalmente abbiamo preso il portone di uscita e siamo andati fuori, e la prima parola gli ho detto siamo rimasti solo in 3. Poi ho dovuto fare un 200 metri per cercare qualcuno che mi dasse un fiammifero. Un signore mi ha dato un accendino, sono tornato indietro e sono andato a vedere dei nipoti, dei figli gemelli che erano sotto, che piangevano, e lì piano piano li ha tirati fuori. Li ha tirati fuori? Bellissimo, è stato un miracolo. Sì, e mia moglie era caduta, aveva lesionato 2 costole. È stato insomma molto toccante il suo ricordo. Buona giornata. Si fa fatica, sì. Durissima questa testimonianza di questo signore, insomma, che ci ha raccontato tutto il suo dramma, che per fortuna è finito bene. Ti do velocemente la linea allo studio, poi cerchiamo di riposizionarci un attimo. Anzi, aspetta, c'è l'onorevole Cisint, cerchiamo di intercettarla. Salve, buongiorno. Oggi una giornata assolutamente fantastica. Una giornata importantissima, e davvero complimenti alla Regione, al Comune di Gemona, ma a tutti coloro che hanno pensato a eventi di questo tipo, che sono delle cerimonie importantissime che ricordano davvero un momento incredibile della storia del Friuli Venezia Giulia, in particolare dei comuni terremotati, ma di tutti noi. Io ero piuttosto piccola, ma non dimenticherò mai quei momenti, e soprattutto non dimenticherò mai come tutti si siano poi messi vicini per portare avanti la ricostruzione e la grande volontà e l'eccellenza. Qui nasce la protezione civile. Insomma, oggi è veramente un momento importantissimo, celebrato nella maniera giusta, cioè con sobrietà, però anche con un grande cuore, e è il momento per ringraziare davvero tutti coloro che hanno lavorato e anche coloro che sono riusciti a far diventare il Friuli un modello nel mondo. Sì, perché è incredibile la rete che si è creata nel territorio, ma in tutta Italia. No, una rete pazzesca. Non ci dimentichiamo né di maggio né di settembre, non ci dimentichiamo, stamattina ero a Lignano, non ci dimentichiamo anche di quei comuni che hanno saputo fare rete e accogliere tutte le persone che nel frattempo hanno lavorato per la ricostruzione delle case, del servizio pubblico, ma facendo comunità nello stesso luogo, e quindi davvero un esempio incredibile e un'emozione fortissima. Per chi poi ha vissuto e si ricorda, l'emozione sta anche nella sofferenza degli amici e di tutti quelli che poi ci hanno lasciato,
e nella capacità però con tanta dignità di ricostruire. Ecco, questo è quello che ognuno di noi ha nel cuore, nella rete fondamentale, che anche oggi serve in questo momento. È fondamentale. Ringraziamo Anna Maria Cisinta. È la dignità, concetto chiave, assolutamente, che contraddistingue tutto il popolo friulano in questa fase che c'è stata di ricostruzione. Adesso sì che ti do la linea allo studio, Giorgio forse no, perché insomma poi vedo con la coda dell'occhio, vedo anche il sindaco di Civitelle del Friuli, sono tante le personalità che possiamo andare ad intervistare. Ne approfitto solo per posare giù la bottiglietta d'acqua, se no mi diventa tutto difficile. Provo a fare un blitz per non dare fastidio, magari vediamo, ci inseriamo proprio con anche il Presidente del Consiglio regionale Bordini. Salve Sindaco. Eccoci qua, una giornata oggi imperdibile. Sì, una giornata stupenda, un momento in cui ricordiamo veramente quello che il 6 maggio del 76 è successo, e ricordiamo quanto siamo stati capaci e bravi di rialzarci, di metterci tutti a lavorare, e la solidarietà di tutti. Io sono il sindaco del comune di Cividale, che non ha avuto ovviamente tutto quello che è successo nella zona del Gemonese e dello Soppo e di Maiano, ma noi siamo stati pronti ad attivarci per aiutare coloro i quali avevano più bisogno di noi, quindi questo è un momento importante. Assolutamente, il momento del ricordo, della solidarietà, degli aiuti. Presidente, insomma ci siamo già sentiti ieri, però oggi davvero siamo stati ai tornelli d'ingresso, c'è un'affluenza incredibile, c'è una partecipazione, ci sono delle storie che davvero strappano il cuore. Ma assolutamente sì, poi innanzitutto oggi dobbiamo fare i complimenti alla Protezione Civile, che si dimostra non solamente pronta ad intervenire in momenti di emergenza, ma anche brava nell'organizzare gli eventi, nel gestire gli eventi. Oggi è un evento in qualche modo che ci riconnette a livello spirituale con quello che è successo, non dimenticando il ruolo che la Chiesa ha avuto poi nel periodo del terremoto. Pensiamo al Vescovo Battisti, ma pensiamo ai tanti preti che nei territori hanno gestito in maniera eccezionale questo momento drammatico. Per cui credo che oggi sia ricordare il terremoto, ma ricordare molto il ruolo che ha avuto la Chiesa friulana nel periodo di sostegno alle famiglie, e poi anche nell'energia che ha dato nella ripartenza, con principi e regole salde, mettendo davanti a tutto il benessere delle famiglie e delle persone. Per cui oggi sarà un momento, credo, molto molto emozionante per la comunità friulana. La partecipazione sarà enorme, questo dà soddisfazione, significa che siamo veramente ancora legati a questo momento tragico e nel contempo comunque di grande forza del Friuli. Sì, perché prima le fabbriche, poi le chiese, però poi le chiese giustamente si sono messe in secondo piano nel momento della ricostruzione, però sono state fondamentali nella solidarietà. Sì, le chiese magari sono state in secondo piano nel ricostruire materialmente gli immobili, però poi alla fine la chiesa non è solamente un immobile, la chiesa è quello che quotidianamente troviamo nei territori, quindi ci sono i preti, tutte le suore, il personale magari ecclesiastico che in quegli anni ha fatto un lavoro straordinario. Poi le chiese sono state ovviamente ricostruite e il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista credo che ogni chilometro ne troviamo una, è molto spesso straordinaria anche dal punto di vista artistico e architettonico, però è bello avere queste realtà che sono dal punto di vista, come dicevo, storico fondamentali, ma è più bello vedere il lavoro che è stato fatto dalla Chiesa tra le persone e il lavoro che ancora oggi la Chiesa, con le difficoltà naturalmente che ha, coi tempi diversi, continua a fare. Non dimentichiamocelo mai, perché comunque il supporto da questo punto di vista è stato straordinario. Grazie mille al Presidente Bordini, che lasciamo andare, passate tranquillamente, tanto è il bello della diretta. Vedo all'orizzonte insomma un po' di personalità, in particolare il sindaco di Gemona, quindi non so, magari facciamo un rapido rimbalzo, poi chiaramente dobbiamo ascoltare cosa ci dice Revelant di questa bellissima giornata. Vedo in zona Rizzetto, quindi abbiamo tante voci da ascoltare. Proprio un attimo di rimbalzo dallo studio. Eh sì, perché manca mezz'oretta all'inizio della messa. Allora, puntualizzazioni, perché poi li dobbiamo citare tutti, no? Prima ci hanno scritto anche, citate anche i radioamatori, è vero, ci sono i CB, i radioamatori, tutti hanno dato una mano. Le forze armate. Che non vuol dire che erano solo gli alpini, certo. Perché un terzo delle forze armate erano rappresentati anche tutti i vari altri corpi. E per ricordare questo voglio ricordare che a Montenars
intervenirono i marinai, 400 marinai che intervenirono sia nella prima fase fino al 12 settembre, ma poi ritornarono anche nella fase di preparazione delle platee, della costruzione dei prefabbricati. Ecco, Marinai, ci tenevo a dire incredibile. Sì, marinai. che tutte le forze armate. Assolutamente, se qualcuno non è stato citato ce lo scriva, siamo pronti a citare tutti. E torniamo da Stefano, ora stanno arrivando le autorità, ovviamente siamo sottomessa, andiamo a sentire. La tragedia ma anche l'inizio della ricostruzione. Sì, bella giornata di sole, un avvenimento tragico ma anche di grande risposta del territorio e soprattutto della popolazione friulana. E questo sancisce quello che da sempre il popolo friulano ha dimostrato negli anni e purtroppo nelle circostanze più tragiche ancora di più viene fuori la volontà di ricostruire, di venirne fuori e di essere il grande popolo come quello friulano. Sì, perché proprio fra pochi giorni, il 6 maggio, lì ci fu la desolazione, la devastazione, ma anche tanta voglia di ripartire. No, la devastazione è stata una devastazione non solo edilizia ma anche sociale, però la grande forza della volontà del popolo ha fatto sì che prima delle case nascesse il popolo friulano e questo è il grande risultato di quello che rimarrà nel tempo e nella storia di questo avvenimento tragico. Grazie mille. Lasciamo andare ovviamente a prendere posto a Gaetano Pizzimenti, nel frattempo rimaniamo sempre in zona d'attesa, sta per entrare Revelant, insomma lo andiamo a braccare anche grazie al supporto costante di Francesco Zilli, insomma oggi è padrone di casa, l'abbiamo sentito sicuramente già più volte ma vogliamo ancora sentire le sue emozioni in una giornata del genere. Comunque vedete la sicurezza come funziona per filo e per segno, anche il sindaco di Gemona deve scansionare il suo QR prima di entrare, come è giusto anche che sia. Eccolo qua che adesso entra con la sua famiglia e andiamo a intercettarlo velocissimamente. Eccoci, lo lasciamo anche dissetare perché fa caldo. Sindaco, oggi Gemona ospita un evento grandissimo, bellissimo, tanta partecipazione. Sì, siamo onorati di poter ospitare questo evento e ringraziamo ovviamente la Diocesi di Udine, la Regione Friuli Giulia per aver organizzato questo evento in una, per fortuna, bella giornata di sole. Ricordiamo le vittime, 1000 vittime del Friuli e quindi credo che sia un momento di memoria, di commozione e uno dei momenti più significativi di questo 50° anniversario del terremoto. Insomma, abbiamo sentito tante di quelle testimonianze, insomma, di gente che ha perso lì per lì tutto, ha perso anche affetti, ma che non ha mai smesso di credere nella ripartenza. Sicuramente il 6 maggio alle 1000 vittime ci sono state tante famiglie che hanno perso i propri cari, tanti amici che hanno perso altrettanti amici, quindi questo è un momento veramente di commozione e di unione, come dicevo prima, ma c'è stata poi una successiva gestione dell'emergenza, direi straordinaria, alla quale poi è seguita la ricostruzione di cui oggi tutti noi andiamo fieri ed orgogliosi, grazie alla straordinaria solidarietà che è arrivata da tutto il mondo e da un popolo friulano che ha saputo ovviamente rialzarsi. Assolutamente, e grazie mille al sindaco Revelant, a cui auguriamo buona giornata. Ecco che arriva tra l'altro a rimorchio l'assessore Riccardi. Assessore, insomma, lì continuano a entrare un afflusso incredibile, una partecipazione, perché oggi tutti vogliono esserci qui per ricordare le vittime e non solo. Beh, insomma, abbiamo voluto un'occasione importante fatta come si doveva fare nel rispetto dei 50 anni da quell'evento tragico e soprattutto per tutte le persone che sono mancate, quindi questa credo che sia uno dei pomeriggi simbolicamente più importanti, a parte che mi pare che ne stiamo contando tanti, quindi devo dire la partecipazione sta avvenendo, insomma, in maniera importante, l'organizzazione, la logistica la state vivendo, non credo che abbia bisogno dei miei commenti perché credo che si commenti da sé. E noi proseguiamo dopo quello che è accaduto nei giorni passati, il racconto dei principali protagonisti, devo dire è stato davvero importante, bello, molto impattante la partita dell'Udinese. Oggi siamo qua e poi giovedì c'è Bocelli
confidando che il tempo ci aiuti. Oggi fortunatamente ci aiuta. Oggi ci dà una mano. Ieri a quei 59 secondi di silenzio prima di Udinese Torino cosa ha provato? È stato raramente, anzi mai, abbiamo sentito un minuto di silenzio così. È stato un messaggio potentissimo, noi dobbiamo ringraziare l'Udinese che ha fatto veramente un'operazione importante, noi ci siamo messi a disposizione per quello che potevamo fare noi, ma devo dire tutti coloro che erano allo stadio era sostanzialmente pieno, quello dimostra quanto sia importante e sentita questa settimana importante e che cosa è stata la nostra storia dopo quello che è successo 50 anni fa. Assessore, lei lavora quotidianamente con le emergenze, se insomma pensa al terremoto cosa le torna in mente? Cosa vuole? Il terremoto è stata un'occasione, noi eravamo bambini, le emergenze continueranno e noi dobbiamo lavorare perché le emergenze siano meno impattanti possibile, quindi dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, dobbiamo essere preparati nel fronteggiare delle situazioni che non sono difficilmente prevedibili e non sono nemmeno evitabili, tra l'altro davanti a condizioni di cambi climatici, però questa ormai è una macchina, anche oggi la protezione civile ha dato prova di quello che è, anche estendendo competenze e risposte che non hanno a che fare soltanto con le conseguenze meteorologiche, perché la pandemia credo che sia stata l'opera più grande con la quale abbiamo dovuto fare i conti nel corso di questi anni. Grazie mille. All'assessore Riccardi, a cui auguriamo buona giornata. Continuiamo a spostarci, Giorgia, perché insomma arrivano tante personalità. Vado a provare a disturbare Walter Rizzetto. Eccoci qua, tutto live ovviamente. Onorevole, oggi insomma la risposta era attesa, attendibile, incredibile da parte del popolo friulano. Beh, assolutamente sì, oggi è l'evento, al netto di quanto andremo a celebrare mercoledì prossimo con la presenza del Presidente Mattarella e della Presidente Meloni. Oggi però questo è un evento che richiama il popolo friulano e quindi al netto della politica, e va benissimo e ci mancherebbe altro non ci fosse la politica, oggi ci sono molte persone, anche molte persone che hanno vissuto quei tragici momenti. Giusto esserci, ci attendiamo una bella omelia, almeno io tenderei ad auspicare quello, però come vedete, come avete certamente fatto notare, insomma, l'afflusso di persone è enorme, per questo che è un anniversario drammatico sotto molti punti di vista, ma che riguarda anche nel suo significato più intrinseco, con la celebrazione della Santa Messa di oggi, la rinascita del popolo friulano, quindi molto bello vedere tanta gente e anche tanti giovani. È vero, grazie mille. Grazie. All'onorevole Rizzetto, sentiamo, eccoci qua anche con Sandra Savino per commentare un po' questa giornata. Siamo proprio dove è successo il dramma e cosa oggi, insomma, un ricordo bellissimo che stiamo toccando con mano qui. È un ricordo in realtà di quei la momenti, ricostruzione. è stato un ricordo molto doloroso, però chiaramente la ricostruzione dopo il terremoto è qualcosa che segna un passo, segna una differenza fra chi è stato capace di tirarsi sulle maniche e di ricominciare, di ricostruire con uno schema semplice le fabbriche, le case e le chiese. Ed è stato delle parole d'ordine che in realtà hanno dato un frutto importante, che è quello che vediamo ormai costantemente, ed è qualcosa che va al di là del terremoto, che sicuramente è un tema che va ricordato, ma è una proposta di resilienza ed è una proposta di modo di agire che dovrebbe essere esportato in tutto il mondo. Sì, perché comunque c'è stata una forza incredibile di reagire a una devastazione, alle perdite, rimboccandosi le maniche, che non è facile. No,
no, non è facile, sono passati tanti anni, ancora qualche volta mi soffermo a guardare quei video del tempo quando una giovane donna davanti alle macerie della sua casa diceva non è il momento di piangere, è il momento di ricostruire, di tirarsi sulle maniche, perché in realtà il tema è questo. Questo è un popolo, questa è una regione che si rimbocca le maniche, che va avanti, non piange, non si lamenta, non imputa, non cerca colpevoli, semplicemente si tira sulle maniche e ricomincia. E così ha fatto. Grazie mille anche a Sandra Savino. Sarà duro da riprendere, c'è passato dietro il sindaco De Toni, insomma Giorgia, se vuoi rimaniamo live, proviamo a fare un minimo scatto senza esagerare, anche perché lo vediamo che si sta intrattenendo con i colleghi che ci hanno anticipato sotto questo punto di vista, ma insomma andremo in qualche modo a sentirlo subito dopo. Direi che a questo punto forse posso darti al volo la linea, oppure proviamo a sentire delle testimonianze random, anche se Francesco Zilli forse non è d'accordo. Salve. Buonasera. Buonasera. Oggi qui giornata imperdibile. Eccezionale. Io arrivo da Lodi, sono con un gruppo di lodigiani e 50 anni fa eravamo in 200 in turni di lavoro diversificati per i campi di lavoro. Per aiutare. Per aiutare. Eravamo dalle parti di Billerio e Magnano in Riviera. Oggi il sindaco, c'è stata una festa grande, ci hanno ringraziato, ma in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziare i friulani. Che è stata? Se noi siamo qui ancora lo dobbiamo ai friulani, lo dobbiamo al cuore dei friulani. È bellissimo questo. A 50 anni di... A 50 anni di distanza, se mi dà ancora mezzo secondo, certo. Se mi dà mezzo secondo. Arrivò la notizia del terremoto, un nostro prete lanciò l'idea di raccogliere generi alimentari da portare in Friuli. Arrivò una valanga di roba tale per cui non si sapeva dove metterla, allora il parroco disse: togliamo le panche dalla chiesa parrocchiale e stipiamo tutto in chiesa, il che avvenne. Tant'è che lui celebrò la messa in questa valanga di scatoloni. 5 anni dopo scoppiò la vicenda in Polonia. Arrestarono tutti i sindacalisti di Solidarność, le famiglie dei sindacalisti erano alla fame perché non avevano più nulla da mangiare. Il parroco rifece la stessa raccolta per la Polonia, che avvenne un'altra quantitativa enorme di materiale, quando nelle zone che noi abbiamo aiutato seppero che stavamo raccogliendo materiale per la Polonia, in Friuli hanno fatto la raccolta di generi alimentari a pochi anni dal terremoto e con la gente che si era indebitata per costruirsi la casa. Erano conciati malissimo economicamente, hanno raccolto generi alimentari per aiutare chi stava peggio di loro. Questi sono i friulani. Grazie, davvero bellissima testimonianza, la ringraziamo. Insomma, non ce ne voglia il sindaco, ma era una testimonianza forse anche migliore. Adesso dobbiamo cercare di andare a prenderlo. Studio, perché così Francesco scioglie il braccio e andiamo da De Toni. Sì, certo, testimonianze bellissime. Poi anche quelle che ci arrivano, insomma, scritte. Citiamo intanto Forgaria, non ci siamo dimenticati, non so se riusciremo mai a citare perché non ce lo ricordiamo, tutti i comuni che sono stati colpiti, ma insomma abbiamo raccolto un po' testimonianze da ovunque. Questo era la testimonianza proprio da Magnano in Riviera, in diretta da Lodi, insomma da queste persone che sono venute qui per ricordare questo spirito che li unì. Chi ci scrive che perse il papà, insomma, che poi la mamma era in coma, che venne data in affidamento a una famiglia. Sono tante testimonianze toccanti che stanno emergendo davvero in questo pomeriggio, in questo gran momento che ci sta portando tra 20 minuti circa all'inizio della messa. Da una parte ci colpisce la tragedia, dall'altro ci travolge questo spirito di solidarietà che è incredibile. A 50 anni A 50 anni di distanza. Allora andiamo a vedere un attimo, andiamo a sentire De Toni, poi citiamo gli altri comuni che ci mancano. De Toni. Sindaco, certo oggi c'è la partecipazione di tutto il popolo friulano perché è doveroso esserci. Oggi è una bella giornata, mai vista così tanta gente, un'organizzazione grandiosa, è stata una tragedia, ma da quella tragedia
il Friuli risorto, più forte di prima, con tante realtà che sono nate proprio dal terremoto a partire dall'università, ma non solo, e quindi oggi siamo qui perché come Alex Zanardi, che è morto purtroppo ieri, una persona che ha saputo nelle difficoltà ripartire e avere fiducia nel futuro, così è stato anche per il Friuli, e quindi oggi celebriamo questo percorso, è stato un grande percorso, dobbiamo finalmente una volta farci i complimenti. Farci complimenti, assolutamente, è bella anche la metafora con Alex Zanardi, doverosa in questo periodo. Stiamo vedendo e ascoltando persone dalla Liguria, dalla Lombardia, insomma, in tanti sono venuti, ma poi quando c'è stato bisogno di loro i friulani hanno risposto presente, sempre. Beh sì, abbiamo avuto aiuti anche al di là dell'Atlantico, dal Canada, dagli Stati Uniti, è stata un'esperienza unica, poi è nata la protezione civile italiana, quindi, e poi voglio ricordare che è stato uno dei primi casi dove si è ricostruito, dove diciamo, gli edifici erano caduti, e vi ricordo che le volte precedenti si diceva che conveniva ricostruire da altre parti, invece qui siamo partiti nella direzione giusta, e cioè, tanto per capire, il Duomo di Gemona è stato rifatto, quello di Venzone pure, insomma è stato un grande esempio anche per i terremoti successivi, un esempio fondamentale di come dopo i sindaci che sono stati coinvolti nella gestione direttamente sono stati, diciamo, hanno avuto un ruolo che poi è stato d'esempio anche per altre situazioni, quindi una grande storia e oggi è giusto celebrarla. Grazie mille ad Alberto Felice De Toni che ci ha dato questo bello spunto anche in questo momento. Non so Zili se siamo pericolanti dal punto di vista, ma sta arrivando anche il sindaco di Piazza, sentirei anche lui che sopraggiunge alle nostre spalle, sempre tutto live. Eccoci velocemente, sindaco, buongiorno. Oggi è una giornata importante per tutta la regione, per tutta l'Italia probabilmente. Beh, sai, 50 anni ero qua che lavoravo nel supermercato di Marchetti, per metterlo a posto era quel supermercato di fronte al famoso cinema, e allora oggi con un po' di emozione ho girato per Gemona. E sai, sono quelle cose che ti rimangono nel cuore perché era una situazione veramente molto grave. E dopo però è stato il rilancio del Friuli. Quando ha vissuto quella tragedia si immaginava che potesse rifiorire così il Friuli? No, sinceramente no, però sai, abbiamo lavorato tantissimo per mettere a posto tutto, poi sono arrivati, mi ricordo, ingegneri tedeschi, sai, ho visto lavorare tutti quanti con passione e i risultati sono questi. Grazie mille al sindaco di Piazza anche per questo ricordo. Abbiamo scoperto anche che era lui in queste zone nel momento in cui accadeva il dramma. Continua a riempirsi la platea, piena anche di autorità, personalità, sindaci, cominciano a spuntare tante fasce al collo, lo scambio di saluti tra Alberto De Toni e Roberto Di Piazza, che è un momento sicuramente molto, molto importante. Adesso vado velocemente, torno velocemente allo studio anche perché continuano a richiamare a sedersi perché sta per iniziare la celebrazione. Io ho perso cognizione del tempo e sì, effettivamente ci siamo quasi. Restiamo sempre con la finestra qui aperta. Giorgia, ti lascio per adesso di nuovo la linea, poi in caso te la richiederò da qui. Anche buia, riprendendo l'ultimo messaggio che ci è arrivato, mi ricordi lei i comuni che non abbiamo citato, ma ce n'era uno da Forgaria, non so se la regia con Emanuele Sergi riesce a riprenderlo, che veramente mi ha fatto venire i brividi, il racconto di una signora con mamma e papà, con la mamma che poi morì e veniva proprio da Forgaria. Se riusciamo a riprenderlo lo rileggiamo in onda. Abbiamo dimenticato qualche comune importante? Mi aiuti? Innanzitutto sì, questo era il cratere, stiamo parlando di Gemona, ma dobbiamo ricordarci che da Cividale fino praticamente a Sacile tutta la pedemontana è stata colpita. Pinzano era la sede di un altro dei nostri cantieri alpini che raggruppava un pochino tutto quello che era la destra tagliamento.
perché ricordiamoci anche la vallata tramontina, sono tutti comuni, e Eccolo poi qui, una guardi, parte della carne. guardi questo, così ricordiamo bene Forgaria. Io e mia mamma siamo usciti di casa alla prima scossa, mentre mio padre era già in camera. Mia mamma è salita a cercare mio padre, e entrambi si sono ritrovati sulle scale, e lì è arrivata la seconda scossa, la casa crolla. Mio padre mi ha raccontato che dandosi la mano, quindi queste persone sotto le macerie si tengono per mano, la mano diventa fredda. Il papà si salvò, questo è Arrigo da Forgaria, immaginiamo, la mamma no, purtroppo, ma insomma ci racconta, sono testimonianze che ci riportano veramente nella drammaticità di tutti quei momenti. Dicevamo buia, ma tutto, insomma, l'Alto Friuli, San Cassacco, Daniele, Magnano, Ragogna, Tarcento, certo, tutti, tutta la zona peninsulare. tutti furono colpiti, quasi tutti hanno avuto delle vittime, e tra l'altro in questi giorni ci sono tantissime commemorazioni. Questo dice: ero uno studente universitario, andai quel sabato a Buia per aiutare, ma solo distinto e non preparato, rimasi sconvolto. Venni confortato da una famiglia che aveva perso la casa, mi diedero un pacco di sigarette, incredibile, e questo a 72 anni, non lo dimenticherà mai. Tra le testimonianze raccolte c'è un alpino che era impiegato comunale a Maiano, il quale mi raccontò che il mattino dopo, il venerdì mattina, si preoccupò di andare a vedere del suo municipio in che condizioni era, e sulla porta del municipio trova un ragazzo con uno zaino sulle spalle, il quale gli chiede: io vengo da Belluno, sono venuto per dare una mano. Non si sa come fosse arrivato. L'alpino, l'impiegato, gli disse: guarda, che devi arrangiare. Prova a girare casa per casa e vedi se c'è qualcuno che ha bisogno di te. Il succo della favola è che il 31 dicembre era ancora lì che lavorava. Però, mamma mia, incredibile, incredibile. Ci hanno scritto anche da Cornino, e poi ancora i ringraziamenti a tutti i radioamatori che in quel bruttissimo periodo hanno permesso, con l'unico strumento della radio, di mantenere i contatti anche tra i vari comuni, è vero, della regione, no? Per insomma mantenere le comunicazioni fondamentali in quel periodo, quindi non dimentichiamo assolutamente nessuno. Scriveteci dai vostri comuni se ci siamo dimenticati qualcuno, scriveteci le vostre storie, ci dica. Dobbiamo ricordare gli scout. Gli scout, è vero. Perché i ragazzini giovani, anche se avevano degli educatori più grandi, maggiorenni, ma si prestarono per tutta l'estate a tenere, a vivacizzare, diciamo, sotto le tende quelli che oggi chiameremo asili o campi estivi o cose del genere, e loro con la loro allegria riuscivano a tenere. Ecco perché quella signora parla di un bel periodo, perché effettivamente per i bambini incoscienti, certo, che non avevano subito perdite, come erano tutti potevano salvi. anche aver subito perdite, però a livello di bambino non ti accorgi di questo, vivi la giornata, e se c'è allegria, il mangiare, il giocare, superi. È vero. E sicuramente dei momenti in cui anche lei diceva i genitori erano impegnati in altro, quindi insomma i bambini erano liberi, e quindi probabilmente, è vero, riescono a ricordare questo periodo come qualcosa di allegro. Una cosa invece strana che ho letto tra i documenti, dobbiamo ricordarci che in quel periodo era periodo di elezioni. E per cui c'è l'intervento della politica che, ricordiamoci che eravamo immediatamente dopo le contestazioni del 68, quindi c'era un certo clima, arrivavano i panini con l'involucro, il contenitore, diciamo, la salviettina di colore diversa a seconda del partito che le offriva. Davvero? Mamma mia, che cosa si sono inventati. Va bene, allora questo invece ci racconta che era al cinema a Buia, se non sbaglio, e si è salvata per un millesimo di secondo i due ragazzi. Il locale non c'erano più, ero in piedi davanti ad un cumulo di macerie. Questo è un altro
Sì, ma il titolo del film era... La città avrà distrutta all'alba. Verrà distrutta È vero, all'alba. è vero, sì, l'ha citato la telespettatrice, insomma pensate un po'. Sì, veramente tante testimonianze. Allora, credo che siamo abbastanza vicini alla messa, andiamo a sentire che cosa sta dicendo Don Dino Bressan, il vicario generale della diocesi di Udine, alla gente che si sta accomodando, insomma sta prendendo posizione. Vediamo se abbiamo un po' di audio ambiente per capire che cosa sta succedendo. Nei mesi successivi, i 2 terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976, un fiume di grazia riempì la nostra diocesi e la nostra terra, facendo risplendere la carità e la testimonianza cristiana. Mentre le elencherò, saluto con affetto e do loro il benvenuto. Andiamo da Federica. Anni, perché vuol dire che lo spirito del terremoto, della costruzione è rimasto ben saldo in questa terra, in questa comunità, e questo è fondamentale anche in prospettiva, perché devo dire che la ricostruzione post-terremoto è un esempio internazionale, un esempio di chi ha saputo mantenere la speranza e la caparbietà per ripartire e per offrire nuovamente un futuro alle generazioni. E la presenza qui oggi, secondo me, è quello spirito che continua ad ardere all'interno del popolo friulano. Sì, perché abbiamo sentito chi ci ha raccontato di familiari persi, di amici persi, di case crollate, però piano piano, rimboccandosi le maniche, tutto è rifiorito. Sì, ma poi ricordo c'è la scossa del 6 maggio, ma anche quella di settembre, quindi quando uno dopo il primo disastro uno pensava di incominciare a riprendersi, in realtà c'è stato un altro dramma a settembre, la capacità di riprendersi dopo settembre era molto difficile, invece ce l'abbiamo fatta, invece la speranza non si è spenta. E siamo riusciti oggi oltretutto a portare questa terra tra le prime a livello europeo, anche come capacità di crescita, come offerta di prospettiva, come capacità di futuro, e questo è fondamentale ricordarlo, perché se bisogna commemorare le vittime, che purtroppo sono state tante, bisogna anche ricordare tutte quelle persone che con sudore, senza lamentarsi, con poche lacrime e tanta fatica sono riusciti a ricostruire questa terra. Oggi il preludio di quello che sarà poi anche l'evento del 6, con cariche importantissime che arriveranno qui, insomma c'è dell'emozione. Sì, sono contento anche ovviamente che a livello nazionale si continui a testimoniare l'importanza di cosa è il Friuli, cosa è stato e quello che rappresenta per il Paese. L'ultima, Presidente, ieri è stato un momento straordinario allo stadio, insomma noi lo conosciamo bene, minuti di silenzio così non li abbiamo mai sentiti, è stata davvero una bella iniziativa quella dell'Udinese Calcio. Sì, devo ringraziare l'Udinese Calcio, perché ha voluto nuovamente sottolineare quello che cosa che sappiamo tutti, cioè che è parte integrante di questa comunità, e quindi l'evento di ieri allo stadio, la maglietta celebrativa per i 50 anni e la vittoria oltretutto ha aiutato, quindi devo dire che è stata una giornata che ricorderemo. Non è banale, ne parlavamo con Collavino, sono stati bravi perché ragazzi stranieri ieri erano applicati, volevano vincere per il Friuli, non è una cosa da poco. Infatti, perché secondo me il Friuli coinvolge, anche chi viene da tanto lontano coinvolge e si sente uno parte di questa comunità, anche se viene da lontano. Grazie mille. Buona giornata. Il Friuli coinvolge, è vero, con questo spirito. Prima. Vero? Sì, assolutamente. Al 6 maggio a Udine avevo 26 anni e sono andato a Morena, a Gemona e sulla frana di Venzone. Questo è Paolo, prima si ricordavano anche i cassa integrati della Vetrobel, ci ha scritto un'altra telespettatrice, che hanno dato una mano per ancora sottolineare di più come chiunque si sia veramente mobilitato in qualsiasi condizione fosse per andare a scavare tra le macerie, a dare aiuto, sollievo, speranza, forza, una pacca sulla spalla, un aiuto per portare cibo, abbiamo letto del panettiere che sfornava il pane per tutti, insomma frammenti di un mosaico straordinario che stiamo riscoprendo.
Per quanto riguarda i cantieri che erano stati approntati immediatamente dagli alpini, segnalo un paio di imprenditori nel campo dell'edilizia, logicamente, che il venerdì chiudevano il cantiere, mettevano a disposizione il pulmino e tutti gli operai, i quali venerdì, sabato e domenica se li facevano sulla zona terremotata a lavorare, ma si parla di 20-25 operai per ciascun cantiere. Però, quindi insomma anche a dai spese, privati, anche delle aziende a spesa dell'azienda che metteva a disposizione i mezzi e il personale che però non veniva pagato in quanto volontari. È vero, grazie Cardinale Zuppi per la sua presenza a sostegno del popolo friulano. Questa è Pamela, tra l'altro vedete insomma c'era l'immagine prima, il colpo d'occhio su tutte le persone che sono in questo momento alla Goi Pantanali, ed era veramente un colpo d'occhio che faceva venire i brividi. Andiamo a vedere ancora qualche immagine live, a sentire insomma anche qui quello che sono i rumori che ci arrivano da lì. Allora noi adesso manderemo integralmente ovviamente la messa che sta per cominciare, avete sentito. Io ringrazio Adriano Morettuzzo, se poi si vuole fermare con noi ancora un po' rimanga pure. Adesso andremo a mandare la messa integrale, preziosissimo il suo contributo, i suoi racconti e anche insomma il suo spirito alpino che ci piace e che ci contagia tutti quanti. Quindi grazie mille ad Adriano Morettuzzo, al Centro Studiana di Udine, e ovviamente ci pensate a quel docufilm che varrebbe la pena fare, ok? Assolutamente. Va bene, allora torniamo alla Goi Pantanali. Guardate che bel colpo d'occhio con tante persone che sono in attesa insomma dell'inizio della celebrazione
con il Cardinale Zuppi. Ora c'è questo momento di silenzio che precede la messa, che noi integralmente ovviamente porteremo nelle vostre case. Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno scritto, continuate a farlo perché poi saremo in diretta ancora. A tutti i volontari un sentito grazie. Qualcuno scriveva addirittura chi arrivò dall'Austria per dare una mano, quindi anche insomma non solo dall'Italia ma anche dai paesi vicini, e non solo, come ci raccontava prima De Toni. Insomma ci fu una mobilitazione veramente incredibile. Ora stanno sfilando le delegazioni, vedete, delle chiese, quindi entrano tutte le varie croci e quindi ci si prepara per la celebrazione in un'atmosfera anche silenziosa. Non so se mi date un po' di audio di fondo, regia. Cerchiamo, eccolo qua, di capire, sì, in assoluto e rispettoso silenzio, vedete, e dovremmo essere pronti all'inizio della cerimonia, fissato proprio per le 16. Vediamo che ora ci sono tutte le persone sono entrate. Avete sentito anche, insomma, l'orchestra, il coro, gli strumentisti, c'è davvero un impegno massimale anche dal punto di vista delle musiche, quindi tutti i dettagli della cerimonia sono stati pensati per creare un grande evento. Il cuore forse dell'evento, come hanno sottolineato anche diverse autorità, è questo, no? Quello che va a toccare lo spirito, l'anima del Friuli, di tutti quelli che hanno vissuto quella tragedia e di tutti quelli che hanno dato una mano a venirne fuori e a ricostruire il Friuli come si ritrova ora 50 anni dopo. La messa. Ci alziamo in piedi per accogliere la processione d'ingresso con il canto.